anche questa mattina, prima di presentare i graditi ospiti, leggiamo una paginetta di questo bel libro, Il leone alato di Pierpaolo Beccice, perché è molto importante capire e seguire questi giovani, questi bambini, perché non ne andiamo fuori, sennò sono il nostro futuro, non so. Il tavolo era preparato per 5. Il direttore, Leon, Alessia e 2 giornalisti che avevano appena finito di intervistare il primo pilota. Poi questi aveva chiesto di poter andare subito a Venezia, dove aveva prenotato più tardi un tour e voleva passare per l'albergo per farsi una doccia e rilassarsi. Quell'aeroplano con cui siamo arrivati, grazie all'accordo tra questo aeroporto e la Junkers Aircraft, resterà qui in esposizione sul piazzale per tutta l'estate. Tutti i piloti e i loro accompagnatori che arriveranno in volo, e non saranno pochi, lo noteranno, lo fotograferanno e saranno in molti a chiedere informazioni. Esordì il direttore mentre il cameriere rabboccava i calici e gli sguardi dei commensali andavano sulla risalita delle bollicine e contestuale istantaneo appannamento dei bicchieri. Leon chiarì subito di essere secondo pilota a bordo dell'aereo appena arrivato e di non avere alcun titolo nel fare dichiarazioni in nome e per conto dell'azienda tedesca produttrice dell'aeroplano con cui erano giunti a destinazione. Posso invece darvi informazione tecniche e le mie impressioni durante il lungo volo. Non posso dire molto sulle emozioni perché sì, ce ne sono state, ma siamo stati così impegnati e concentrati dalla eccezionalità di questa tratta che queste probabilmente salteranno fuori nelle prossime ore, una alla volta. I Flut si incontrarono e si raccordarono in una sola nota, cheese. Alessia ascoltava, osservava restando in silenzio. Era come se si stesse sintonizzando su un argomento che non conosceva e proprio per questo stava assorbendo. Si notava come ne fosse presa e sempre più affascinata. Quel racconto di Leon poi avveniva in silenzio di assoluta attenzione da parte di tutti. Sembrava di esserci su quell'aeroplano che adesso faceva spettacolare mostra di sé sul piazzale antistante. Effettivamente tutte le persone che transitavano o che finivano di pranzare si avvicinavano a quello scintillante oggetto volante per uno scatto da mandare a qualcuno. Quella sagoma argentea e corrugata che lo percorreva dal timone di coda alla ogiva di prua trasmetteva una sensazione molto particolare che riportava al passato, eppure allo stesso tempo quella linea era così moderna. Adesso vi presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo collegata Giovanna Dal Lago, mamma of PFAS. Grazie Giovanna, che piacere rivederti. Chissà cosa ci racconterai e quante volte Giovanna e le altre mamme e papà avrebbero voluto prendere un aereo con un obiettivo ben preciso, vero Giovanna? Perché voi avete gli obiettivi precisi, il problema è che vi tarpano le ali, fanno fatica, però avete creato un numero talmente importante, perché nella vita, soprattutto in politica, contano i numeri e noi dobbiamo sempre dirvi grazie, perché voi vi state battendo non per l'Italia o per la comunità, per tutto il mondo. Questo è quello che state facendo, perciò chapeau Giovanna. Saluto anche Patrizio Miatello. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei. Ezelino Terzo da Onara, grazie anche Miatello di essere qui, anche Miatello chissà quante volte avrà avuto voglia di prendere l'aereo e di arrivare subito là a destinazione. Che bello. Ecco, destinazione banca, destinazione Parlamento, destinazione giustizia. Allora Giovanna, cosa ci racconti, cosa sta succedendo? Prego. Intanto grazie per l'invito. Il nostro impegno è continuo. Anche sabato scorso siamo stati a Venezia per una testimonianza e per anche chiedere alla Regione di essere più attiva in questo nostro problema che giustamente, come hai detto tu Mirella, coinvolge non solo noi della zona rossa ma anche tutto il Veneto. È stata una bella manifestazione artistica perché erano presenti con noi molti artisti che hanno lavorato con le loro opere per denunciare e testimoniare questo grave inquinamento da PFAS dell'acqua, ma purtroppo viene da studi sempre più intensi che l'inquinamento non è solo
nell'acqua, ma anche nell'aria, nel suolo e purtroppo negli alimenti. Siamo molto preoccupate anche per la vicenda che investe i nostri amici e cittadini di Legnago, per questa azienda Kenviron che rigenera e brucia i filtri dei nostri acquedotti carichi di PFAS. Sappiamo che l'incenerimento fatto a basse temperature non distrugge completamente le molecole e queste si diffondono nell'aria, e infatti i campioni di acqua piovana raccolti dal CNR ha evidenziato questo inquinamento che riveste, cioè che è diffuso nell'aria e che quindi poi con le piogge viene portato al suolo. Ma non solo l'aria è inquinata, sono inquinate anche le polveri che si sono raccolte, e questo da uno studio indipendente ha portato alla luce delle grandi concentrazioni di PFAS su queste polveri. E non di meno poi anche un campione di rucola raccolta a maggio di quest'anno che riporta appunto grandi concentrazioni. Questo vuol dire che noi non solo li abbiamo bevuti, e se ora gli acquedotti sono stati anche messi in sicurezza, ma li stiamo respirando e mangiando. Purtroppo sembra che la regione sottovaluti, cioè ossia come dire un po' tiepida su questi dati, ecco. Vorremmo un'azione più decisa, perché i PFAS, soprattutto il PFOA, è stato dichiarato certamente cancerogeno. Noi ne abbiamo già tanti nel sangue, chissà quanti altri cittadini come noi ne hanno concentrazioni alte, ma purtroppo non hanno accesso agli esami ematici per verificare la presenza di queste molecole, per cui chiediamo con forza che ci sia un'attenzione accesa su questo tema, soprattutto degli alimenti, ecco. E quindi un appello a tutti gli amministratori regionali, ma anche dei nostri comuni, a essere più attivi, ecco, io direi anche più preoccupati. Ecco, forse la preoccupazione ci muove di più a trovare soluzioni e quindi anche ad affrontare il problema. Vedi Giovanna, io dico quasi tutte le mattine che valore ha la vita umana per la politica, per la giustizia, perché non riesco a capire. Eppure sono persone che hanno famiglie, sono nonni, padri, figli, genitori. Eppure, come dici tu, non sembra che il problema sia molto sentito. Sembra quasi che sia una cosa normale, come bere uno spritz. Hai PFAS? Problema tuo? Qual è? Io non so. Non mi interessa, non è la mia zona. Ma tu la stai spiegando molto bene, Giovanna. La zona si sta allargando sempre di più. Non è più una zona ristretta come all'inizio. Ecco, queste falde, piano a piano, si stanno allargando. E nessuno vuole metterci mano, tanto è vero che il sito continua a esserci, non è stato chiuso. E allora, no, Giovanna, infatti, che idea ti sei fatta tu? Perché quelli che noi eleggiamo, che dovrebbero avere il cuore il paese, perché lo eleggiamo per questo, se no mi domando cosa li eleggiamo a fare. Facciamo come il Far West, ognuno esce di casa, tanto siamo arrivati a questo punto, e fa le regole che vuole, perché è così ormai, uno esce di casa e fa le regole. La politica fa le proprie regole, i propri interessi, i propri obiettivi, e quello per cui noi li abbiamo eletti vediamo quasi niente, zero, ma quasi niente. Allora Giovanna, che idea ti sei fatta? Quando voi vi confrontate, adesso in regione dovrebbe esserci aria fresca, aria nuova, perché sono cambiati tutti, c'è il nuovo presidente della regione, ha messo al primo posto il sociale vuol dire anche l'ambiente, la qualità della vita, i servizi alle persone. Cosa vedi tu, Giovanna?
La consapevolezza ti dovrebbe portare appunto all'agire. C'è una comoda rassegnazione forse anche, no? Il problema è troppo grande e non lo possiamo risolvere, e vabbè, facciamo i conti con ciò che esiste, però questo non è una giustizia non solo per i cittadini presenti, no? In questo momento, ma anche per le generazioni future. Quindi serve coraggio e che viene poi da un valore giusto, come hai detto tu, Mirella, della vita, un valore a cui diamo la vita, ma io dico anche il valore dell'esistere. Se esistiamo per generare vita è dignitoso, se non viviamo per generare vita, vabbè, la finiamo qui, perché parliamo solo di morte. Sembra che in questo momento il valore sia il profitto, il denaro. Certo, affrontare questi grandi problemi creati dalla noncuranza, negligenza di aziende che appunto cercano il profitto a scapito della salute dei cittadini. Questo è grave, non possiamo dirlo umano, un comportamento umano. Ecco, forse dobbiamo anche riscoprire cosa vuol dire benessere. Ecco, qual è il vero benessere? Vedi Giovanna, a me viene in mente quell'ospite che ho avuto tempo fa, quando ho iniziato la trasmissione parlando di valori, i valori della persona, il valore del diversamente agile, del diversamente giovane, come li chiamo io. E a un certo momento mi ha guardato, eravamo fuori onda, e mi ha detto: guardami bene Mirella, ma guardami bene, ma tu pensi ancora che a queste persone, ai grandi della terra, a quelle persone che hanno deciso, decideranno il nostro futuro, interessino i valori? Ma tu ci credi davvero, Mirella, che a loro interessano i valori della vita, della persona, della fragilità? Ma guardami bene, ma ci credi davvero ancora? E io ho detto sì, perché se no cosa sto a fare? Se dico no è meglio che mi spari, allora a sto punto... Lui mi ha guardato e mi ha detto: sei ancora illusa Mirella, vedrai più avanti che andremo e più ti accorgerai che siamo solo dei numeri, delle pedine da spostare a loro piacimento, perché questo sono riusciti a fare. Siamo tutti con le spalle al muro. Quando combattiamo, se non hai numeri esorbitanti e anche con quelli fai fatica, non andrai da nessuna parte. E sai cosa mi dispiace? Mi dispiace per il futuro di questi bambini, di questi ragazzi. Prima non faremo atterrare dolcemente i diversamente giovani e poi violenteremo queste creature in questa maniera. Non vedi già cosa stanno facendo? Hai visto l'arma che hanno usato adesso? La fame. In Iran hanno usato l'arma della fame. Ti tolgo il cibo. Ti rendi conto cosa hanno fatto? Pur di fare cosa? Vincere cosa? Arrivare dove? Allora, Miatello, cosa vuoi dire dopo aver sentito? Lo so che stamattina è dura per voi, che sentire Mirella è venerdì, perché domani facciamo festa, però è giusto anche dire che non posso sentire che tutto va bene, poi sentire Giovanna cosa sta dicendo, e non solo Giovanna, altre persone. Miatello. Ma secondo me il problema inquinamento, problema tranquillità della vita è stato compromesso da anni, facendo un filo su quello che è successo con le banche, portare via i risparmi a gente che ha lavorato una vita crea diciamo dei danni psicologici e economici che si riflettono su tutto quello che è la gestione, il benessere di una regione. Quindi è un inquinamento economico
che sembrava non fosse grave, invece è un inquinamento economico dove noi veneti siamo stati i primi a essere, diciamo, trucidati da questo sistema che ha creato una devastazione e morte. Questo riporta al Dio denaro. Bene, Dio denaro, c'è chi ha fatto i miliardi inquinando e alla fine non ha pagato niente. Inquinamento economico, gente che ha distrutto le piccole, medie famiglie, l'artigiano, l'operaio che aveva messo via i 50.000 euro, li ha indebitati e siamo ancora qui a combattere. Ma io ho però, da quando ho iniziato la battaglia delle banche, che poi secondo me si rispecchia su tutto, sull'inquinamento, su quello che vogliamo noi, perché se aspettiamo chi diamo fiducia e poi pensiamo che questi facciano, purtroppo il sistema lo vieta. Quindi noi però dobbiamo capire che se ci svegliamo possiamo fare un contrasto che è il futuro, perché se c'è Mirella, se c'è qualche altra persona, senza darmi lodi, non voglio meriti, però se non ci fossero determinate persone che mettono la faccia e che sono disposte a tutte per dei principi, senza altri fini, e sono disposte a tutte per cambiare, perché io sono nonno bis, io non voglio che i miei nipoti se ne vadano. Io combatterò in tutti i sensi perché le banche hanno distrutto. Siamo riusciti, io ho individuato, sono stato illuminato coi conti dormienti, ma non basta. Non basta, perché se noi non portiamo a casa almeno il 95% dei sudori di una vita, significa che noi accettiamo l'inquinamento e la devastazione. È come dire, bene, ho inquinato il 100% più gli interessi 140, ho devastato tutto, ma sì, diamogli 1 anno, 2 anni, ma stiamo scherzando? La stessa cosa sulle banche. Cioè l'esperimento che è partito dal Veneto è stato una roba devastante. C'è gente che è stata indebitata quando c'è gente che ha venduto i titoli dal 2011 al 2014 e ha fatto i milioni. A Bassano sono spariti 200 milioni d'oro di una ditta che ha fallito, che era socia di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Nessuno mai è andato in cerca di quell'oro. Nessuno ne sa niente, eppure hanno fatto le indagini, gli ex titolari, Bentley. Ecco, questa è l'Italia, ma guardiamoci noi Veneto, perché noi Veneto su questa vicenda delle banche abbiamo creato una forza che ha coinvolto tutta Italia, perché anche in questi giorni abbiamo ottenuto dei piccoli risultati, ma dalla disperazione, perché quando io venivo qua, cara Mirella, c'era la gente che chiamava all'inizio e c'era la gente che dopo, il giorno dopo, arrivava all'estremo. Visto che c'è una chiamata, aspetta perché sennò cade la linea con Rinaldo, vai Rinaldo! Dove sei Rinaldo? Ecco, Rinaldo! Niente. Allora, quello che però volevo capire, Giovanna, dopo aver sentito anche Patrizio, il grande problema del popolo veneto è che non riesce a capire l'importanza della sua persona. Mi non vo combatta. Ormai i mega frega cosa ha avuto che faccia, dove ha avuto che vada. La rassegnazione del popolo veneto.
che continua delle volte anche a investire su persone pensando di cambiare le cose, poi si ritrova con un pugno di mosche perché non cambia niente, tante promesse, tante illusioni e poi un pugno di mosche. Ma qui stiamo parlando della salute pubblica, qui stiamo parlando no di un bene prezioso, di più, perché la salute vuol dire futuro, vuol dire benessere. Cosa dici, Giovanna, dopo aver sentito anche Patrizio, ecco, su queste persone che non si decidono a capire l'importanza della vita, della qualità della vita, eppure abbiamo gli strumenti per combatterli. Vedi adesso i morti sulle strade con le moto. Prendiamo questo esempio. Ma c'è l'airbag, la tecnologia, scienza e ricerca ha individuato un mezzo per salvare le vite. Obbligatorio. Ma io non ti obbligo. Se vuoi te lo compri, se no chi se ne frega, problemi tuoi. Però quella moto là può uccidere anche tuo figlio, oltre se stesso. Può uccidere un familiare, può salvare la vita. Non puoi andare in sedia a rotelle, perciò abbiamo lo strumento. Adesso avete visto, dico, c'è il gilet che rinfresca. Perciò i grandi giocatori potranno mettersi il gilet ed essere sempre belli freschi. La tecnologia ha fatto passi da gigante, la telemedicina, l'intelligenza artificiale, ma se non sono neanche in grado di adoperare i telefonini nostri diversamente giovani. Eppure pagano le tasse, avrebbero tutto il diritto anche loro di usare questi strumenti, ma non gliel'hanno insegnato, gliel'hanno imposto. Calma, come gliel'hanno imposto? Ti do la carta di credito dalla sera alla mattina. Tiè, beccati questa. Che cos'è sta roba? Vi ricordate la disperazione? Non la so usare. Io sono abituata a cogliere. Ancora c'è gente che fa questo, Perché non sanno usare. Non è che hanno insegnato, ecco la prevenzione. Ti insegno prima di darti lo strumento che ti aiuterà e poi andiamo. No, perché quella carta pagata, no? Regalata o gratis, che paghi, è un valore aggiunto per loro. Spendono meno? È un valore aggiunto e paghiamo per loro. noi. Allora io non la sai adoperare, arrangiati i problemi tuoi. Giovanni, non possiamo continuare così, non possiamo, i giovani stanno sparendo, cioè, pochissimi, quelli che abbiamo se ne vanno all'estero, i diversamente giovani. Io sento tutte le mattine la disperazione, la solitudine, pochi hanno la fortuna di avere una pensione decente, una famiglia che li supporta. E allora di questi cosa facciamo? I diversamente agili, ma chi se ne frega? Dobbiamo fare perfino le mostre, metterle nelle strade per far vedere che esistono, perché questi genitori sono disperati per il dopo di noi. Prego Giovanna. Allora, quello che stai dicendo è giusto, è quello che viviamo, però dobbiamo anche cogliere dei segni, vedere anche dei segni positivi. Nella nostra realtà è sorto già da un paio d'anni, adesso si è strutturata un po' meglio questa rete Zero FAS che unisce chi si occupa di inceneritori, chi di aziende ancora che come dire, aziende chimiche che stanno sorgendo, ampliando nei territori, ma all'interno di questa rete ci sono anche medici, avvocati e quindi anche ricercatori. Il fare rete aiuta tutti a non perdere la speranza, perché chi ci vuole dividere, chi vuole spezzettarci e tenerci in modo individuale, no? È proprio chi vuole poi fare profitto e manovrarci. Vediamo che con questa rete Zero FAS, che unisce appunto gruppi, associazioni, ma anche esperti, medici, come ho detto prima, ricercatori, dà un nuovo alimento a chi sta combattendo, che sta lavorando per creare un ambiente sano.
e rompere questo sistema del profitto sopra al bene comune. Molte sono le attività che stiamo portando avanti insieme, si mette in comune esperienze ma anche azioni in comune, come questa che abbiamo fatto sabato scorso è proprio stata fatta con questa rete. E questi artisti che hanno messo a disposizione le loro opere, che sono stati appunto ispirati a fare queste opere, ha fatto anche vedere che tutto è connesso, tutto coinvolge e tutti vogliamo poi la stessa cosa. Magari non tutti hanno il coraggio di chiederla perché, come abbiamo detto, ci si rassegna prima perché abbiamo paura di non riuscire. Però lo stare uniti, quindi come giustamente diceva Patrizio, ci sono tante persone che anche nelle loro funzioni, nei loro lavori si mettono alla ricerca della verità con coraggio e denunciano, ci mettono la faccia. Credo che questo sia un segno di speranza che dobbiamo anche testimoniare e alimentare. Non dobbiamo sentirci soli. Non è il problema di sentirci soli, è che per fare questo la politica deve cambiare le regole. È là il problema. Deve cambiare le regole. Se non cambiano le regole, non ce la facciamo. Perché noi possiamo aumentare, possiamo tutto, però poi ecco là che arriva il paletto, che è la regola, è il sistema. E cambiare il sistema vuol dire metterti in gioco per il politico, andare a casa, perché non hai più il supporto dei poteri forti, perché la politica è in piedi con i poteri forti. Inutile che vengono a raccontarmi il voto, è tutto manovrato, basta che sentite, ecco, i finanziamenti che devono avere, poi molti anche sono con dei punti di domanda. E le regole del gioco vanno cambiate. E sai io cosa penso, Giovanna? Penso che le regole del gioco le cambieranno i giovani. Tanto è vero che io sono anni che dico che darei il voto ai sedicenni. Sì, sì. Come dai il patentino che li metti su una strada? Allora quello va bene, no? Anche se rischiano la vita, non sono contaminati, ma quello va bene. Non sono contaminati. Però dicono, ma non sono mica preparati, bisogna prepararli al voto. Mentre poi vediamo, quando io li intervisto, che idee chiare, come sono preparati. Anzi, sanno usare l'intelligenza artificiale, vanno a scuola con i compiti già fatti con l'intelligenza artificiale e molti di quelli che parlano non sanno neanche cosa vuol dire. E questi giovani cambieranno il mondo, ma dobbiamo accelerare. Dobbiamo accelerare perché non è che possiamo aspettare chissà quanto tempo. Abbiamo cambiato 70 governi, 70. No uno, Giovanna, 70 governi, gli unici siamo in Europa. 70 governi per ritrovarci sempre con un pugno di mosche e aspettare sempre che arrivi il messia nuovo che cambierà il mondo. 70 governi e poi dicono non andate più a votare. Allora se andiamo a votare guarda come ci ritroviamo, stiamo litigando adesso per le preferenze. Se non andiamo a votare sbagliamo, ma qualcuno vuole spiegarci cosa vogliono da noi che ci hanno tolto anche il sangue, perché non ne abbiamo più neanche di quello, perché siamo scarsi anche di quello ormai. Allora abbiamo Daniele da Vedelago, vai Daniele. Pronto, buongiorno, sono Mietello da Unara. Ciao Mietello, tieni duro. La prossima volta porta calori maggiorato. Niente, mica votare Lega Nord. Io ho mandato un fax in Regione Veneto e ho detto non devo più votare perché mi rimango da Lega. Adesso mi devo andare in banca e undere. E sono stufo di sentirmi dire da banca con i miei risparmi ma non ti puoi tirare su. Come non puoi tirare su? I miei risparmi devi fuori qui. Allora io devo andare in banca. Se non mi dai schei mi dico che ho rubato con la banca. Mietello, tieni duro e porta calore misurato la prossima volta. Buongiorno. Ciao Daniele, un abbraccio alla mamma di Daniele che ci sta guardando, che anche mi ha salutato l'altro giorno. Mietello, cosa vuoi dire? Daniele che saluto, va in banca. Discorso delle banche, purtroppo il solco della mancanza di fiducia non l'hanno riparato. La riparazione politica che è stata fatta col 40%, coi soldi
che abbiamo individuato dei conti dormienti è un niente, perché 134.000 persone hanno portato a casa il 40% dei loro risparmi, che se uno aveva i 50.000, dopo 20 anni porta a casa 5 per 4, 20.000 euro. Dopo 20 anni porta a casa, cioè gli interessi, se uno ha i soldi in banca è tutto un punto di domanda. E allora noi siamo partiti e abbiamo ottenuto dei risultati, perché la verità è questa, che siamo partiti a dire noi dobbiamo cambiare questo sistema, migliorarlo, e abbiamo fatto un percorso, abbiamo ottenuto dei risultati storici, perché è la prima volta a livello mondiale che uno Stato indennizza dei risparmiatori che prima che chiamavano azionisti, invece sono stati trasformati in azionisti, perché io ho sempre detto il mantra, fin dal 15 maggio 2015 a tutti dicevo: chi sei? Io sono azionista. No! Tu sei socio di una banca cooperativa dove hai accantonato i tuoi risparmi. Fermo che con abbiamo questo Franco mantra siamo arrivati Se mi adesso. cade la linea, Franco da Schio, vai, poi mi brontolano perché non passo la linea. Vai Franco! Sì, buongiorno. Buongiorno. Ringrazio Rete Veneta e anche Patrizio Miatello che tiene sempre acceso il faro sulle banche. Allora, io volevo dire a Patrizio, che ringrazio sempre per il suo impegno, che giustamente c'è stata una lista che è stata con 13 punti che è stata consegnata a dei politici, in primis a Zanettin, perché si impegni a portare avanti la nostra battaglia. Ecco, su questo c'è il punto 1 che dove viene chiesto l'indennizzo al 95%, però è importante anche il punto 2, Certo. perché è stato messo un tetto oltre al quale uno non può ricevere. Allora, chi ha investito 100.000 prende il 95%, prende il 95%. Chi ha perso 3 o 400.000 prende 100.000, non c'è equità. Allora, anche il punto 2 è di fondamentale importanza per noi che abbiamo perso tutto quello che avevamo. Ecco, tutto qui. Grazie veramente, grazie Franco per la telefonata. Prego Miatello. Franco ha toccato un punto cruciale, perché in questa vicenda persone come Franco, che avevano risparmi di generazioni, quindi non solo sui, di 3 generazioni, hanno messo quel maledetto limite dei 100.000, quindi chi aveva perso tutto da 3 generazioni, col tetto dei 100.000 c'è stata una disequità vergognosa. Quel limite va abbattuto 95% e chi aveva i soldi accantonati nelle banche, tutti i suoi risparmi, il 95% senza limiti, perché i conti dormienti ci sono altri 3 miliardi e sono liberi, e quei soldi è inutile che il governo faccia i nascondi e giri la matematica. Io sono ragioniere, da 2 miliardi e mezzo ci avete lavato 1 miliardo con i vari governi. Beh, 1 miliardo 175, avete pagato 1 miliardo 350. Il ministro Giorgetti il 18 giugno ha dichiarato avanzati 180. No, ministro Giorgetti, i conti non tornano, sono 260 che mancano. E voi avete messo gli 80 milioni, benissimo, per riaprire per i poveri cristi, i 10.000 che gli hanno sbagliato le domande, che vedi adesso stiamo aspettando. Quindi il discorso dei punti che noi abbiamo portato da gennaio 2025 con le manifestazioni della bara del funerale del risparmio, cioè significa che quello che abbiamo ottenuto è una bazzecola. Tu dovresti darmi
il 100% più rivalutazione e interessi, e allora è giustizia. Ma quello che abbiamo ottenuto, seppur eccezionale, che nessuno ci avrebbe mai creduto, perché adesso salta fuori che abbiamo ottenuto il punto 8, gli indebitati. Siamo riusciti a portare AMCO davanti in commissione il 29 gennaio 2026. L'amministratore delegato Andrea Munari ha fatto mea culpa e sta iniziando a fare quello che è giusto. Se uno è indebitato e ha portato a casa qualcosa, tu non puoi distruggerlo perché non gli hanno venduto i titoli, le quote, e questo si è indebitato magari per fare la casa. Chiudi, cosa che ho già 3 prove provate che stanno iniziando a fare. E allora io dico, perché bisogna arrivare a fare la lista dei suicidi? 112 persone dal 2015 al 2017. Come Associazione Zelino abbiamo 112 persone certificate. Ogni persona che non ce la faceva mandavamo al governo, all'allora governo Gentiloni, con la lista. Facevamo le trasmissioni con voi, che la gente... Fermo, che c'è Milena da Ferrara. Salutiamo anche Ferrara questa mattina. Ciao Milena. Buongiorno Mirella, e complimenti, grande sveglia ai Veneti alla mattina, bisognerebbe fare la stessa trasmissione anche a Ferrara. Allora, avete parlato di inquinamento, abbiamo parlato di banche, abbiamo parlato di poteri, di soldi, di tutto quello che in pratica è negativo in questo continente, una nazione, chiamiamola nazione perché poi dopo non mi allargo. Io so che se vogliamo, Mirella, piccoli passi, battendo i pugni qualcosa possiamo ottenere. Con l'inquinamento abbiamo visto che basta capire che il papà, il figlio, il nonno devono mettersi in testa che non è solo loro la terra, non è solo loro il territorio, ok? E anche delle altre persone, e bisogna imparare sin da piccolini a buttare la plastica nella plastica, a non buttare i detersivi dentro ai canali che poi vanno dentro alle acque, a imparare a essere uomini, donne, non pagliacci. Per quanto riguarda le banche, io ieri ho ricevuto una notizia che mi ha veramente rallegrato. Una persona che era tra quegli indebitati, ok? Che aveva nel 2014 proposto alla Banca Popolare di Vicenza di vendere le sue azioni per poter finire la sua casa, è stata scavalcata da tanti altri, grossi, grandi, con potere. E a lei non hanno dato nulla, tanto che ha dovuto chiedere un prestito per finire la casa, ok? L'hanno indebitata, abbiamo combattuto con il punto 8 dei 16 che abbiamo portato al governo. Ieri io ho ricevuto una notizia che mi ha dato il regalo più grande per il mio compleanno. La signora ha transato e chiuso con AMCO, che AMCO è il cancro, scusate se uso questo termine, ma è un cancro che ti mangia tutti i giorni, perché tutti i giorni questa signora riceveva delle raccomandate, tutti i giorni lei piangeva, tutti i giorni mi chiamava, tutti i giorni, per dire sempre, ha trovato persone che l'hanno aiutata, e io non smetterò, Mirella, l'inquinamento, i poteri, i soldi. Chi fanno contenti? Finiamo tutti stesi, sai, 1,5 metri, 2 metri. Ma tanto c'è gente che invece fa soldi con queste situazioni. C'è gente che fa soldi con gli inquinamenti perché non fa le strutture per depurare. Con le banche? C'è gente che con le banche fa lo stesso. Che sbagliano le domande. C'è gente che fa soldi con le banche perché vendono fumo. Ok? Noi non vendiamo fumo. Io ringrazio la trasmissione, ringrazio Patrizio, siamo sempre in prima linea, andiamo avanti. Ricordo le 4 banche del centro-sud che si sono collegate, allegate al Veneto. Io sono veneta, ho sposato un ferrarese, portate pazienza, però ripeto, il numero, la potenza che può fare il gruppo è immensa, e come diceva la signora prima, dobbiamo anche guardare, Giovanna, giusto? Bisogna anche guardare qualcosa di positivo in questo frangente, se no io andrei a Roma a fare
Noi abbiamo avuto degli interlocutori in questi anni che ci hanno dato retta, tanti ci hanno voltato le spalle, ma abbiamo avuto delle persone molto vicine, attaccate a noi, che dicono di aver fatto tutto, ok? Ciao Patrizio, ciao Mirella, ciao Giovanna, Milena, andiamo a presto. avanti, mi piacciono le tue sveglie, un giorno o l'altro vengo in trasmissione anch'io. Ecco, ti aspetto Milena, ti aspetto perché sì, è importante quello che hai detto. Grazie Milena, grazie anche per le parole. Io cerco di dire, di fare quello che sento, nient'altro. Ecco, anche perché Milena... quello è quello che io penso di fare. Pubblicità. Acque del Chiampo, Acque Venete e Via Acqua hanno avviato formalmente, tramite i loro legali, le richieste di pagamento delle provvisionali riconosciute dalla Corte d'Assise di Vicenza nella sentenza del processo Miteni. Le comunicazioni sono state inviate ai soggetti condannati al pagamento in solido delle provvisionali immediatamente esecutive riconosciute alle 3 società pubbliche costituitesi parte civile nel procedimento penale relativo alla contaminazione da PFAS. Vengono richiesti quasi 1.500.000 euro, 515.000 euro ad Acque del Chiampo, 515.000 euro anche ad Acque Venete e oltre 412.000 euro a Via Acqua, importi complessivi di rivalutazione monetaria e interessi maturati dalla data della sentenza. La sentenza della Corte d'Assise rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel riconoscimento delle conseguenze economiche e ambientali generate dall'inquinamento da PFAS nei territori coinvolti. Ovviamente questo è un risarcimento prima di tutto ai cittadini e agli utenti che hanno già speso quattrini della collettività pubblica. Allora Giovanna, come commenti, Giovanna Dal Lago, quello che hai sentito, quello che abbiamo visto, ma soprattutto ecco l'importanza della competenza su temi così delicati, persone competenti, persone che sanno e possono risolvere il problema, è là che dobbiamo puntare, avere persone competenti, non seduti a un tavolo e dire ma sto qua, ho capito da dove, cosa mi hai messo davanti? Ma sa di cosa parlo? La competenza che ce l'abbiamo e sta andando via e sono i nostri giovani preparati, preparatissimi, li formiamo al meglio e poi ciao. Prego Giovanna, l'ambiente è una cosa delicata. Noi con appunto gli altri comitati che si occupano di PFAS, di inquinamento da PFAS, abbiamo anche un progetto per le scuole. Ogni anno giriamo per le scuole a informare i ragazzi di cosa sono, prima di tutto cosa è successo, cosa sono questi PFAS e cosa fanno, ma anche parliamo di cittadinanza attiva. I giovani hanno bisogno di essere informati, ma anche hanno bisogno di conoscere com'è la realtà e come stanno le cose. Questo è un'azione educativa con la quale contiamo appunto a una formazione di una nuova cultura anche, no? E di un nuovo approccio nell'affrontare le cose. La sentenza del 2025 ha appunto condannato questi manager per la negligenza e con il certo dolo in questi comportamenti negligenti. Cosa ha previsto la condanna, Giovanna? Cosa ha previsto la condanna? Scusa? Cosa ha previsto la condanna? La condanna ha previsto 141 anni di carcere, per questi 11 erano stati imputati 15, poi sono stati condannati 11 e poi risarcimenti alle parti civili che si sono costituiti come danneggiati. Abbiamo appena sentito il servizio delle società acquedottistiche, no, che reclamano questo indennizzo. Giusto far pagare queste persone, ma non è risolutivo. Ti fermo un secondo perché sennò mi cade la linea, Giovanna. Abbiamo Simone da Treviso. Vai Simone. Sì, buongiorno. Mi sentite?
Sì, io volevo prima di tutto ringraziare il signor Patrizio Miatiello per la battaglia che sta portando avanti per i risparmiatori veneti. E appunto volevo soffermarmi sull'aumento dell'indennizzo al 95%, perché molte persone come me si sono trovate in grossissime difficoltà e avendo perso tutti quei soldi adesso siamo obbligati a lavorare e romperci le scatole in una montagna di tempo. Invece altre persone che erano a conoscenza dei patti, che sono riuscite a vendere le quote di quelle banche là, adesso vivono di rendita e fanno una gran vita alle spalle di noi risparmiatori. E non trovo giusto che queste istituzioni portino avanti una situazione del genere. Quindi ringrazio ancora Patrizio e dobbiamo spingere sull'indennizzo al 95%, dovrebbe essere al 100% e anche oltre. Quindi spero molto che riesca ad andare avanti questa situazione. Vi ringrazio per l'opportunità. Grazie a te invece Simone, è quello che dobbiamo fare, continuare a discutere, a parlare, dare la parola anche ai cittadini che hanno ben chiare cosa dire e cosa fare. Prego Giovanna, continuiamo, poi rispondiamo a Simone, vai. Sì, ecco, volevo concludere dicendo che non serve solo pagare, ma serve riparare. Il Consiglio di Stato ha confermato quello che già il TAR Veneto aveva deciso, che le ditte imputate, mi riferisco a Mitsubishi, Eni e ICIG, devono provvedere alla bonifica. Questa è stata una decisione molto importante perché appunto si paga ma si deve riparare. Solo lì ci sarà la vera giustizia per tutti. Riparare vuol dire riportare il sito e fermare come era prima del loro insediamento, quindi pulito, e fermare appunto questo inquinamento per sempre. Speriamo che lo Stato, oltre a far bonificare, anche impedisca la produzione di queste molecole, perché già dall'India stanno arrivando in Italia e quindi continua questo inquinamento, perché essendo presenti su molti oggetti di uso comune, nello smaltimento, che non è corretto, si diffondono lo stesso. Quindi serve pulire, riparare, fermare, ma anche vietare la produzione di queste molecole. Quindi un appello anche ai nostri governatori perché questo avvenga per la giustizia di tutti. Senti Giovanna, io mi ricordo che non sono passati secoli quando ho avuto ospiti medici per l'ambiente che avevano chiesto appunto dei contributi per continuare a fare questi accertamenti, ecco, queste indagini sui ragazzi, e purtroppo non era arrivato niente neppure dalla regione. Come stanno le cose adesso? Siamo ancora al punto di partenza. Noi che risiediamo nella zona rossa possiamo avere accesso alle analisi solo se veniamo chiamati dall'ULSS a fare questo prelievo. Tutti quelli che non risiedono nella zona rossa, purtroppo, tranne un'eccezione di chi è in zona arancione che su richiesta del medico e a pagamento possono fare queste analisi, tutto il resto non sono esclusi da questo. Questa è una cosa molto grave. Impedire di conoscere se nel proprio sangue sono presenti queste molecole vuol dire proprio ledere un diritto alla salute, un diritto alla conoscenza, e questo è una cosa molto molto grave. Infatti te l'ho chiesto apposta perché mi sembra veramente una cosa, non è che abbiano paura di queste analisi, perché se facciamo le analisi viene fuori il disastro, allora cercano di impedire di vedere quella che è la realtà, cosa abbiamo nel sangue i cittadini. Va bene che uno dice, come hai spiegato bene, me lo faccio a pagamento, lo faccio per conto mio, però non lo posso fare dove risiedo, o sbaglio? Esatto, cioè non si può fare, neanche io risiedo nella zona rossa, se voglio fare queste analisi non le posso fare neanche a pagamento, devo solo aspettare che mi chiamino, e per noi è l'unico strumento per capire se ce ne stiamo liberando o no di queste molecole, capito? No? Non ci sono farmaci che le tolgono, non ci sono modi, ma solo non venirne a contatto. Se io non ne vengo a contatto con il cibo, con l'aria, con l'acqua, allora io me ne libero
E come posso saperlo? Con una semplice analisi del sangue, ma questa è impedita. È una violazione di un diritto. Orelama, che è venuto nel nostro territorio, ha proprio anche espletato questa cosa, cioè, però non si muove niente. Questa è una grave situazione, e quindi un appello pubblico alla nostra Regione Veneto: aprite le analisi, date la possibilità ai cittadini di conoscere cosa hanno nel proprio sangue, soprattutto perché siamo in una zona, abitiamo in Veneto, dove insiste l'inquinamento più grande da PFAS. Vedi Giovanni, io l'altro giorno parlavo del fine vita e quello che mi ha colpito è ancora una volta non si riesce a capire l'importanza della persona. Sono io che devo decidere della mia vita, sono io che devo decidere cosa fare della mia vita, non altri, perché qui altri decidono se farti vivere o farti morire, altri decidono se devi fare gli esami o no. Cioè la tua vita in mano agli altri non è più tua, sono gli altri che decidono per te. Ti metto una bella spina qua, ti metto su un letto piena di dolori, come avete sentito, terribili, poi ti do qualche medicina, le cure palliative e vai avanti. Ma è la mia vita, io così non voglio vivere. Io non voglio vivere, sono io che devo decidere di fare questo. Ma anche questo è diventato un business, è un business. La vita è diventata un business. È questo che mi fa paura, ma non mi fa paura per quanto Mirella. Per i giovani, come hai detto tu, ma quando voi parlate con questi ragazzi, cosa dicono, Giovanna? Quando avete fatto questi prelievi, cosa dicono queste creature che vi confrontate? Cosa dicono loro? I giovani guardano gli adulti e sanno benissimo distinguere chi si sta adoperando per loro e chi invece è indifferente. E sono molto anche critici, molto taglienti, non te le risparmiano. Hanno anche idee positive e che bisogna sostenerli, aiutarli, incoraggiarli, non seminare attorno sfiducia, ma anche alzare muri, perché questo impedisce per tutti la libertà, la libera espressione, ma anche sentirsi liberi di chiedere. Tante volte hanno anche paura di chiedere. Vedi Giovanna, io quando ho queste associazioni che si occupano appunto del dono, degli organi, del sangue, e sentire che i diciottenni non donano, non fanno questa dichiarazione quando fanno la carta d'identità, sai cosa penso? Prima pensavo fosse paura, la paura di donare perché non conoscono, loro vogliono conoscere, vogliono capire cosa succede e non è che lo fai su uno sportello quando fai la carta elettronica, lo fai prima, lo fai nelle scuole, lo fai in famiglia. Cosa vuol dire donare il corpo, gli organi. Poi mi è venuta un'altra parola, non mi fido. Ecco, io penso che più che paura, questi ragazzi non si fidano. Devo fidarmi di chi? A chi devo dare il mio corpo? Cosa ne faranno del mio corpo? Perché se gli esempi sono quelli che vediamo, non è che questi ragazzi veramente pensino qualcosa. Cosa pensi, Giovanna? Che mi fido di chi devo fidarmi? Di chi? Il mio corpo. Cosa dici, Giovanna? Esatto, più che paura non mi fido. Si hanno bisogno di testimoni credibili. Se non ci sono testimoni credibili che affrontano sfide, difficoltà, godendo solo per aver fatto il proprio dovere, non per il profitto o per i risultati che ottengono, se non ci sono queste persone, allora togliamo questa fiducia che dici tu. Io non mi fido di nessuno.
perché dietro al mio dare può esserci un business. E questa è la pochezza di tutte le persone. Ecco, quindi dobbiamo essere adulti credibili, che si spendono, che danno anche una testimonianza non irrealista, non campate in aria, no? Cioè che sta fuori dal mondo, reale, che anche si dice in gergo, ci si smazza per niente magari, ma non è per niente. È perché ho messo la faccia, perché io ci sono, perché io desidero ed esprimo quello che desidero, non lo tengo per me stesso. Ecco, i giovani hanno bisogno di questo. Quando ci sono queste persone di fronte a loro che con coraggio e determinazione cercano la verità, seppur anche nella fragilità o nell'imperfezione, loro sono disponibili a darti tutto. Giovanna, c'è bisogno di questa comunità. Se adesso ci fosse il Presidente della Regione qui ad ascoltarti, è già venuto in questa trasmissione, so anche che la segue, cosa chiederesti? Allora a lui chiederei coraggio, il coraggio di cercare questo che ho appena detto, la verità, e per la verità e per quel che è vero spendersi, perché è l'unico obiettivo della nostra vita di essere umani. Se non ci spendiamo per la verità, allora è meglio che ci fermiamo e che facciamo qualcos'altro. Quindi al Presidente Stefani io auguro un buon lavoro, ma soprattutto che si spenda per la verità e per il benessere di tutti e che con tutti crei alleanze per raggiungere questi obiettivi. Giulia da Venezia, poi salutiamo Giovanna dal Lago. Vai cara Giulia. Sì, Mirella, ciao, buongiorno a tutti. È ancora là il dottor Miatello? Sì, è qua e poi rimarrà anche dopo perché deve raccontare tante cose. Vai Giulia. Sì, allora Mirella vorrei dire al dottor Miatello che anch'io sono una che mi spendo per la verità, perché voglio che venga fuori la verità di questa truffa, grande truffa. Io la chiamo infamità, questa cosa che è successa. Perché, dottor Miatello, sono i suicidi, le persone che hanno perso casa, soldi e imprenditori, quante lacrime e dolore sono stati versati e si versano ancora adesso. Ma è possibile che nessuno nella nostra regione sapesse niente? Vorrei proprio che il dottor Miatello mi dicesse qualcosa dopo. E coraggio, dottor Miatello, si spenda fino alle sue ultime forze, ma che venga fuori la verità. La verità la chiedo perché questa qua è stata peso dell'usura. L'usura che all'epoca di Sant'Antonio diceva che non veniva perdonata davanti alla giustizia di Dio, ma è possibile che dopo 8 secoli di più che all'epoca di Sant'Antonio ci siano queste infamità qua? Forza e coraggio, dottor Miatello. Mi scusi anche la Mirella se ho alzato la voce, ma qua non ne possiamo più di queste cose qua, perché ci sono gente che fanno fatica a mangiare al giorno. E mi saluti anche quel poveretto là che voleva portare la lettera al Presidente della Repubblica, è stato fermato, quello là che era un straniero, quello là, ma lavorava qua, non è che non fava niente, aveva preso i soldi con la fatica, sudore e sangue. Mirella, ciao, ti ringrazio per tutto quello che fai, perché ho ascoltato quello che hai passato mercoledì con le borse, sai, e lo dico a tutti, e sai Mirella che spero che ti diano il 5 per 1000, perché lo sai che le ho passato anche i miei nipoti, cara ti daranno Giulia. dei bei soldini.
Vi auguro una buona giornata a tutti e scusa Mirella se ho alzato la voce, fai ma bene, io fai bene, no, ho mi una piace coscienza, vedervi così Mirella. pimpanti, no, ci mancherebbe. Sveglia Veneti dico sempre io. Allora io ringrazio, ciao cara Giulia, un grande abbraccio e grazie per tutto quello che hai detto, ma siamo in tanti, sai, che aiutiamo, abbiamo presenti anche tante persone anche stamattina che aiutano gli altri, sono loro di rappresentanti, ma dietro a loro ci sono altre persone che cercano proprio di impiegare il loro tempo per aiutare la comunità, cosa non da poco. Perciò io ringrazio veramente, un grande abbraccio a Giovanna Dal Lago, a tutte le mamme, a tutto questo popolo, perché ormai siete un popolo meraviglioso che state cercando veramente, magari unire anche le forze, non sarebbe male. So. Ecco, uniamo tutte le forze per fare veramente sono, dei numeri incredibili, perciò grazie veramente Giovanna di essere stata con noi e speriamo che anche il presidente Alberto Stefani, così sensibile e vicino al sociale, riesca a capire l'importanza delle parole di queste mamme che lo stanno gridando in tutti i sensi, che bisogna agire e non perdere tempo, perché la falda si allarga sempre di più. Bisogna chiudere e basta, non c'è niente da fare, dove si deve chiudere e cercare di togliere l'inquinamento. Giovanna, vuoi dire qualcosa? Niente, noi ci siamo, lavoriamo in gruppo con tutta la rete Zero FAS, siamo presenti a tutte le, facciamo presidio, picchetto davanti alle conferenze di servizi per chiedere la bonifica del sito Miteni e saremo presenti all'appello che si aprirà a Venezia per il processo penale. Ecco, noi continueremo il nostro lavoro per ottenere giustizia e bene per tutti. Grazie Giovanna, veramente giornata. Grazie Giovanna Dal Lago, Mamme No PFAS, pubblicità. Saluto e ringrazio Deborah Marcon, presidente Sunia, perciò parleremo di casa, di affitti, di sfratti, di tutto, chi ne ha più ne metta. Saluto anche il professor Giampiero Avruscio, Associazione Nazionale Primari, che piacere rivederla professore. Ecco, con lei vorrei parlare del fine vita, delle case di comunità, dei medici che mancano, manca tutto, non so, sto paese manca tutto ormai, manca anche l'aria, non riusciamo neanche più a respirare, non so cosa vogliono di più dalla vita. È rimasto con noi anche Patrizio Miatello e Gelino Terzo da Onara, perché abbiamo parlato anche di banche, abbiamo sentito anche le telefonate. Vorrei proprio far concludere proprio questa prima parte che avevamo iniziato anche con le telefonate a Patrizio Miatello. Allora, come vuoi anche rispondere alle telefonate che hai ricevuto? Rispondo che noi abbiamo fatto questo programma che era di 13 punti, che adesso è diventato di 16 punti, che è stato depositato in Commissione Banche quando siamo andati in audizione il 16 aprile 2026. Questi 16 punti sono il frutto di una battaglia partita, ovviamente la battaglia è partita nel 2015, abbiamo ottenuto il risultato del 1,3 miliardi, che sarebbe tradotto al 40% per 134.000 persone, e poi su questi punti riguarda altre 156.000 persone che a causa del Covid non hanno fatto la domanda, riguarda 10.700 persone che a causa di errori terzi a cui si sono affidati non hanno percepito un centesimo, e proprio per queste persone il 18 giugno il ministro Giorgetti ha dato la notizia che entro il 30 di luglio sarà completato il portale e successivamente, speriamo prima, quando la Corte dei Conti darà il via, partirà questa procedura per salvare queste 10.748 persone, alle quali dico: non aspettate, chi ha tempo non aspetti tempo, e bisogna procurarsi i documenti, non andate da chi vi ha sbagliato, non fate il secondo errore. Noi come associazione siamo un gruppo di associazioni che non abbiamo sbagliato una domanda. Quindi affidatevi o fatevi assistere da chi non ha sbagliato, perché non si può sbagliare una seconda volta, perché ricordo che questa legge, pur avendo alleviato con l'indennizzo,
è su autodichiarazione, quindi autodichiarazione DPR 445 del 2000, articolo 76, sei consapevole che quello che dichiari è soggetto a controlli da parte degli enti, Agenzia delle Entrate, Fisco e Tributaria, fino a 10 anni. Quindi non è uno scherzo. E non buttate via le carte? E non buttate via le carte. Chi ha preso i soldi, non buttate via le carte. Noi come associazione abbiamo chiesto uno scudo fiscale, al Parlamento non esiste. Anzi, Agenzia delle Entrate sta facendo quello che vuole, al di là delle leggi, perché invece di confiscare il quinto porta via tutto. Quindi siamo in una condizione di assetto, di reazione. Abbiamo depositato questi 16 punti, diventati da 13-16, riguarda tutti, riguarda che bisogna finirla con la presa in giro dell'educazione finanziaria. Dobbiamo creare da questo modello la scienza tutela dei risparmiatori al 100%. Fermo. Allora, perché dobbiamo andare avanti, il tempo è tiranno purtroppo. Deborah Marcon, presidente Sunia, problema casa, problema soldi. Abbiamo visto anche cosa sta succedendo con queste famiglie a Treviso sfrattate nonostante pagassero l'affitto. Questa scatola Smariowska che si toglie, fondi esteri. I proprietari chi sono, eppure si sanno chi sono i proprietari, basta vedere bene, si sanno e non sono così esteri magari come si pensa. E questi inquilini che si trovano su una strada, ma potevate pensarci prima, dovevate provvedere prima, dovevate trovare prima. Ma se non ci sono le case, dove vado? Se non ci sono le case, ci sono, ma non le aprono. Anche però se le aprissero non sono abbastanza in base alle richieste che ci sono. Ci mancano anche le banche che se non paghi e non stai attento a tutto il percorso, se non paghi il mutuo, via, ti portano via la casa, i soldi, tutto quanto, perché non è che siamo così preparati. Io dico sempre di andare in banca col commercialista, con l'avvocato, col notaio, secondo me, perché veramente non si riesce neanche più a capire, talmente piccolo quello che è scritto. Ma chi è che legge? Prego, Deborah Marcon. No, io in realtà mi ricollego a quello che diceva, perché effettivamente sta lì anche il grosso del problema abitativo in tanti casi, nel senso che magari si dice mi arrangio, ma dai, è solo una cosa momentanea, ma sì, magari guardo su internet e mi rassicurano che ci sono un po' di cose a mio favore, che poi magari non è vero niente perché è un caso particolare che non c'entra niente con quello specifico, non si va immediatamente, nel senso non appena io vedo che c'è un problema, a informarmi dalle persone che mi possono eventualmente dire guarda è una situazione normale, non ti preoccupare, oppure guarda il proprietario ti sta spaventando, non ci sono problemi, oppure guarda che hai delle situazioni di rischio, bisogna fare un po' di attenzione, quindi fare attenzione, può esserci questo, può esserci quell'altro, si può però ancora risolvere e vediamo di gestirla con calma. Purtroppo tante persone invece, tra l'abuso di internet o di sentito dire o anche proprio il pensiero ma non succede niente, aspettano e la situazione degenera. Ora, questo atteggiamento in realtà c'è sempre un pochino stato, però appunto il vantaggio che avevamo fino a qualche tempo fa è che comunque case per chi poteva pagare ce n'erano. La novità, chiamiamola così, di questo periodo è che anche chi può pagare adesso non trova l'abitazione, perché i proprietari vogliono maggiori garanzie o proprio non le cercano neanche perché hanno troppa paura ad affittare. Il pubblico non è in grado di dare una controproposta, né per i casi effettivamente gravi, ma nemmeno per i ceti medi che adesso non riescono più a sostenere le spese di mercato. Quindi problemi che potevano non esplodere, perché purtroppo nel momento in cui ho una legge nazionale che consente a degli enti di acquisire grandi caseggiati e di dare disdette, dovrei cambiare la legge nazionale, ma a mia conoscenza non c'è nessuno che lo vuole fare, però la soluzione c'è della serie, trovo un'altra abitazione. Adesso anche chi può pagare questa soluzione non ce l'ha. Allora, andiamo invece dal professor Giampiero Avruscio. Professore,
non è che anche, lei l'ha sempre dichiarato, dire il vero, uno dei pochi che anche nella sanità siamo così messi bene. Ecco, io ieri ho sentito una persona, ad esempio con la lista d'attesa, a pagamento per fare una visita oculistica ci vogliono 5 mesi, a pagamento. Sono partite le case di comunità, professor Avruscio. C'è stata questa tensione tra i primari dell'ULSS 8. Cosa ci racconta? Lei che non ha paura di dire quello che pensa, che ci ha sempre messo la faccia e penso sia stato uno dei primi, guardate, piano dire che la sanità funziona. Certo, ci sono delle cose che funzionano, ma ci sono anche molte cose che non funzionano. Prego, professor Avruscio. Grazie, intanto saluto gli ospiti e tutti i telespettatori. E grazie ancora Mirella per queste trasmissioni di verità che ormai siamo abituati, per quel titolo Sveglia Veneti è una riflessione anche, oltre che un titolo. Bene, allora su quello che è successo a Vicenza, io non essendo un po' del posto, però credo che si sia un po' ricomposto. C'è stato attrito fra il direttore generale e alcuni primari, però credo che le cose devono andare avanti nell'armonia. Se ci sono dei contrasti questi vanno chiariti, ma il muro contro muro non fa bene a nessuno, soprattutto ai pazienti. Credo comunque che poi sia intervenuto anche l'assessore Gerosa, che si siano trovati incontrati e il discorso si sia risolto. La sofferenza c'è fra gli operatori sanitari, c'è con i pazienti, però io voglio sottolineare una cosa, Mirella, guarda, noi siamo una delle migliori sanità d'Italia. È indubbio che se uno sta male, se uno ha un problema acuto, la vita gli viene salvata qui in Veneto. Non è la stessa cosa purtroppo nelle altre regioni e mi duole il cuore, però effettivamente almeno qui abbiamo anche ieri le sperimentazioni magari sul diabete con le cellule staminali, i trapianti, tutto quello che ogni giorno ne troviamo una, e Padova e il Veneto è all'avanguardia, questo almeno sottolineiamo. Poi ci sono dei problemi che riguardano i pazienti cronici, cioè i pazienti che hanno necessità di continui controlli, di continui esami, e lì quello a cui bisogna puntare è quella che si chiama la presa in cura del paziente. Cosa servono le case di comunità? Che in Veneto, tra l'altro, siamo i primi in Italia ad adottarli in maniera anche efficace, perché sono previste 102 case di comunità, 60 sono già pronte, abbiamo nel Padovano sono diciamo più pronti perché è una cosa anche recente, tipo a Vigonza, Piove di Sacco, a Carmignano di Brenta, nel Veneziano anche a Noala, a Favaro, quindi ci sono. Mancano i medici, gli infermieri, gli OSS. Ma cosa sono queste case di comunità? Sono dei presidi che stanno vicino al cittadino, vicino al domicilio, all'abitazione, alla residenza, e fanno da tramite per non affaticare, diciamo, il pronto soccorso. Cioè sono delle case di comunità, alcune aperte 24 ore al giorno, alcune dalle 8 alle 20. Recentemente è stato firmato proprio con la Regione del Veneto un contratto con i medici di medicina generale, che sono il pilastro fondamentale, il primo movens, no? Per quando un cittadino sta male, non deve andare a pronto soccorso a meno che non sia un fatto acuto, ma è il medico di medicina generale. E in queste case di comunità è stato fatto questo accordo con i medici di medicina generale che garantiranno appunto la loro presenza. Ma insieme al medico di medicina generale ci sono gli infermieri, ci sono i nutrizionisti, lo psicologo, altri specialisti, si faranno degli esami. Quindi è una rivoluzione in questo senso, perché la popolazione sta sempre di più invecchiando, quindi la tipologia dei pazienti con cui abbiamo a che fare oggi e per il futuro saranno pazienti con 3-4 patologie di una certa età, che hanno necessità di non restare da soli e di essere accompagnati in questo percorso.
Non può essere il paziente ad avere sulle spalle la prescrizione e dire beh, devo fare questa visita, devo fare questo esame, poi devo andare di qua, di là. Questo non è un sistema sanitario che è costruito attorno al paziente. E invece deve essere il paziente, il cittadino, al centro di questo sistema di cure. E quindi la parola che è la svolta è la presa in cura del paziente. Cioè il paziente non dovrà più girare e dire devo fare questo, quest'altro, devo farmi accompagnare qui, a volte rinuncia addirittura anche ad andare dal medico, oppure magari va dal medico in privato, ma anche in privato non ci sono medici, cioè non è un problema che in privato puoi avere prima una visita, il problema fondamentale è che non c'è neanche la disponibilità di medici, infermieri, OSS, ne mancano 3.500 tra medici e infermieri e 2000 OSS. Quindi immaginatevi il sovraccarico che anche poi dopo si trovano i medici nel pronto soccorso, perché poi quando non si trova la risposta di salute, non si trova nel territorio, non si trova nel medico medicina generale, non si trova in altri posti, cosa fa il povero paziente? Va al pronto soccorso, ma va anche per ragioni che non sono dal pronto soccorso. Quindi quando pensiamo alla salute dobbiamo pensare a che tipologia di pazienti noi dobbiamo rivolgerci. Professor Abruzzo, lo sa che io dico quello che penso, ma parlo perché sento anche in giro quello che dice il cittadino. Sa che i conti non ci tornano? Lo diciamo da cittadini e da pazienti, nel senso, perché sono stati chiusi tutti quei piccoli ospedali che funzionavano benissimo, non solo piccoli, anche medi? Perché hanno dato la possibilità ai medici di famiglia di fare squadra, di mettere altri medici di famiglia, avere negli ambulatori anche molti strumenti dove possono dare delle risposte immediate al paziente che arriva? Perché hanno cercato di allargare all'interno delle farmacie quello che è un servizio, ecco, alla persona che ha bisogno della pressione, dell'esame del sangue, delle urine, sapendo, professor Avruscio, che i conti non tornavano, perché queste persone che sono andate in pensione, medici, chirurghi, hanno una data di nascita e sapevano benissimo che sarebbe successo questo. E non abbiamo subito, al momento, fra un po' di anni, dicono 5, 6, 8 anni, avremo tanti di quei medici da spavento, ma al momento, se sto male, non ce l'ho. Io devo guardare al momento, non fra 8 anni. Io sto male adesso, ho bisogno adesso. E perché sono state fatte le case di comunità? Quando in Francia sono fallite completamente, non hanno funzionato, ma fanno fatica a partire anche da noi. I fondi del PNRR dovevano servire ad altro, non a fare queste cattedrali, chissà quando funzioneranno, quante ne funzioneranno, poi sono state costruite colate di cemento, risolto il problema, ho speso i soldi, ecco qua. E dentro cosa ci mettiamo? Io ho medici di famiglia che sono contrarissimi alle case di comunità, contrarissimi, ma ho persone che dicono ma mi devo spostare per andare dove? È troppo lontano, lei dice che è vicino, io sento invece dire più di qualcuno è troppo lontano, non è accessibile. Capisce, professor Avruscio, che non è che vada così tutto bene, anche se cercano con tutte le forze, ormai ci sono, qualcosa dobbiamo pur fare. La cittadella della salute a Treviso, grandissima, bellissima, e l'ospedale vecchio cosa si farà? Io pensavo fosse tutta un'altra cosa, invece mi ritrovo con una struttura semivuota, con un'altra struttura nuova, però anche la difficoltà a partire, perché come dice lei, in sala operatoria servono i numeri, nelle corsie servono i numeri, la popolazione diventa sempre più diversamente giovane, ha bisogno di servizi alla persona. Quando la mando a casa, chi mi cura? Chi è che mi cura anche se faccio il grande intervento all'ospedale? Quando sono a casa, chi viene? Vuole che le faccia vedere Iole con un ragazzo disabile, lei in sedia a rotelle forse lo conoscerà, che non ha nemmeno la persona che possa aiutarla perché i presidi non ci sono, non arrivano, anche se c'è nella carta diritto. E come ha diritto?
Anche quella persona che ha detto io ho 9 persone che dovrebbero seguirmi, in teoria se non c'è la Mirella col banco solidale e qualche assegnetto sarei già morta da un pezzo perché non vedo nessuno. Capisce, professor Avruscio, che la gente non ha più tempo di aspettare? Perché noi abbiamo bisogno di servizi. Ecco, il pubblico che fa sempre più fatica e il privato che si allarga di più, tanto è vero che hanno tentato di fare i pronti soccorsi anche all'interno, no? Ma allora, professor Avruscio, qual è la verità? Dove ci porteranno? Perché io sto male adesso e il medico di famiglia non esce, non ce l'ho, o non esce, e hanno 4.000 pazienti, ma come fanno? Oltre alla burocrazia, curare, visitare, andare... Cioè, ma cosa sta succedendo? Una volta eravamo molti di più, ma io non so, non mancava niente. Prima di andare al pronto soccorso, hai voglia, dovevi essere mezzo morto per arrivare al pronto soccorso. È cambiato tutto, ma qualcuno ha voluto questo, professor Avruscio. Noi abbiamo bisogno di verità, che non ce la dicono, non c'è trasparenza su quello che veramente sta accadendo. Abbiamo sentito le mamme in OP-Fase, possiamo neanche farci le analisi perché non si può, non vogliono, neanche a pagamento, niente da fare. Prego, professore. Grazie Mirella. Intanto per gli ospedali che erano una volta ogni 3 chilometri c'era un ospedale. Purtroppo noi paghiamo lo scotto di questa brutta cosa. E lo dico proprio per una questione di verità, per dire la verità. Vede, una volta i politici, per essere eletti, la cosa che facevano era quella di spendere soldi pubblici nel proprio, come dire, territorio, no? Per cui faccio l'ospedale a Montagnana, a Este, a Monselice, a Pieve di Sacco, cioè ogni 3 chilometri un ospedale fotocopia dell'altro. Ma cosa succedeva all'epoca? Noi paghiamo lo scotto di questo. È come un papà di famiglia, vede, che non avendo soldi compra la macchina a tutti quanti i figli, alla moglie la pelliccia e a lui magari si compra una Ferrari. E allora è bello questo, no? La famiglia gode. Ma perché che paga questi debiti? Allora noi dobbiamo considerare lo Stato, la comunità, come una famiglia. Questo fatto di costruire una Ferrari, di costruire un ospedale fotocopia dell'altro, che facevano le stesse identiche cose, noi le paghiamo oggi. Oggi che siamo chiamati a pagare quei debiti che quei grandi politici hanno fatto, costruendo un ospedale fotocopia e quindi sperperando i soldi pubblici. E ce ne rendiamo conto adesso, purtroppo. Perché vede, quando tu costruisci, faccio un esempio, un reparto di cardiochirurgia, tu devi avere dei numeri per fare un reparto di cardiochirurgia. Non è che tu puoi costruire una cardiochirurgia a Cittadella, a Monselice e da altre parti, perché ci vogliono dei fondi enormi e ci vogliono dei numeri. Non è che perché tu hai un reparto di cardiologia, se non fai quei numeri è meglio chiudere, no? Perché altrimenti diventa pericoloso, perché non hai l'esperienza, quella capacità di affrontare magari un'emergenza in quella sede. E tante persone effettivamente sono cadute in questo tranello, virgoletta, di avere l'ospedale ogni 3 chilometri, però e poi dopo non avendo i numeri sufficienti, e allora poi dopo ne pagavano anche le conseguenze, perché magari non c'era l'appropriatezza, non c'era la capacità e la competenza. E questo quindi è un discorso. Poi per il resto parliamo della Francia. Io ieri sera ho fatto un collegamento con un medico italiano che lavora in Francia, che sta reclutando medici italiani per andare in Francia, perché in Francia non ci sono medici, non ci sono anche lì infermieri, e ci sono una serie di italiani che vanno in Francia. Perché vanno in Francia? Perché evidentemente in Francia, nonostante manchino anche lì i medici, forse sono valorizzati meglio rispetto a quello che sono valorizzati in Italia. E immaginiamoci anche gli infermieri. Gli infermieri hanno uno stipendio
di 1.500 euro, facendo le notti, tutto quello che, per qualsiasi cosa, essendo pochi in un reparto magari notturno dove suonano i campanelli a destra e a sinistra e le persone se la prendono con gli infermieri perché non riescono ad arrivare in tempo a un campanello che suona, per cui giustamente ognuno vede il suo. Però vede, le case di comunità sono una risposta seria, non è il fatto per edificare, ma è una risposta concettuale, è quello che oggi manca. Quando io penso all'ospedale e al territorio, cioè al medico medicina generale e all'ospedale, mi manca tutto il pezzo in mezzo, cioè le residenze sanitarie assistite, quelle case di comunità in cui è una risposta. Poi io le do ragione su una cosa, anzi no, do ragione su tutto, ma su una cosa in particolare, perché io qui vorrei sottolineare, purtroppo quando noi andiamo a fermare, e questo vorrei che la gente se ne rendesse conto, quando noi parliamo di medici, noi ci laureamo tutti alla stessa università, però guarda caso, quando andiamo a lavorare troviamo un contratto diverso. In ospedale il contratto della dipendenza, i medici medicina generale, ambulatori specialistici e i pediatri di libera scelta sono tutti liberi professionisti. La sanità è pubblica, però è fatta dai dipendenti pubblici e dai liberi professionisti, per cui bisogna anche lì avere un'attenzione e fare magari un contratto unico dei medici, dove le varie categorie però si oppongono, perché per fortuna adesso, e questa è una cosa recente, è successa l'altro giorno, c'è un contratto che è stato firmato tra la Regione del Veneto e i medici di medicina generale, quindi stiamo a vedere, perché i medici di medicina generale sono mostrati disponibili ad andare nelle case di comunità, e sono delle case di comunità che sono, ripeto, 103 in Veneto, quindi qualcuno sarà più distante, qualcuno più vicino, ma è un punto di riferimento. Professore, la interrompo un secondo perché abbiamo Antonio da Rovigo. Vai Antonio. Pronto? Sì, prego. Signor Mirella? Sì? Buongiorno, sono Antonio da Rovigo, un ex carabiniere in pensione. Niente, io volevo esprimere il mio rammarico e la mia impressione. Io ho la moglie di Davide al 100% da 30 anni. Mi segue? Sì, benissimo. Ecco, niente, siccome che io sono anche carrozzina e anche il sollevatore, praticamente succede che spesso si irrigidisce, la mia moglie cade e si irrigidisce come il marmo. Praticamente adesso io sono andato dalla dottoressa qui a Badia Polesine e mi ha fatto la prescrizione che di un fisioterapista, questo è venuto il 25 di maggio. Però a ora il fisioterapista non è venuto, cioè a visita a domicilio non è venuto. Praticamente io ho chiamato lì all'ospedale di Rovigo, mi hanno detto che ne abbiamo uno solo in tutta la provincia di Rovigo e è ammalato. Questa è la sanità nostra veneta. Poi è inutile che anche Zaia e compagnia medica tutto va bene, tutto va bene. Grazie Antonio. Questo è il mio problema, va bene? Grazie Antonio, è quello che sto cercando di spiegare quasi tutte le mattine, anche con esempi veri. Deborah Marcon, allora come commenta quello che ha sentito, ma soprattutto questa mancanza di rispetto per la persona che ha bisogno della casa, di essere curata, di essere assistita, di essere supportata, perché professor Avruscio questa volta non sono convinta. No, più che altro diciamo che il problema è, tra virgolette, simile, nel senso che prima il dottore parlava di soldi che non erano stati investiti correttamente e una politica, diciamo, non lungimirante. Sulla questione della casa è in realtà la stessa cosa, nel senso che è stato fatto un grande investimento, un importante investimento, in quel caso mirato, con il cosiddetto piano Fanfani. Successivamente c'è stato poco di nuove costruzioni o di nuove acquisizioni. Diciamo che un piano come quello del 72 non ce l'abbiamo più avuto. E adesso ne paghiamo ovviamente le conseguenze, perché si è andati verso un periodo di boom economico in cui si pensava che il mercato risolvesse tutto, che i problemi delle persone si risolvessero con la buona volontà delle persone, è una cosa molto all'americana,
E invece c'è sempre stata una parte di persone che erano in difficoltà e che avrebbero avuto più bisogno del pubblico, dell'attenzione. Purtroppo si è andati avanti, oltre appunto ad aver ereditato delle politiche che non guardavano il futuro, siamo andati verso una società che tende sempre più all'individualismo, e questo non è soltanto, attenzione, che io non vedo il problema dell'altro, ma anche che io nel momento in cui ho un problema penso di essere da solo. Poi magari non lo sono da solo, non sono da solo, oppure ci sono varie possibilità, ma io per inizio della mia esperienza di persona in difficoltà a cercare una casa o altro mi sento solo e agisco come se fossi solo grazie ad alcune persone che magari mi dicono guarda che c'è questo, guarda che c'è quell'altro, guarda che c'è quest'altra possibilità, riesco a rendermi conto che c'è un mondo fuori che non avevo valutato. L'importante, sia che si parli di sanità sia che si parli di casa, è muoversi subito e provare a capire tutto quello che posso fare, se sono ancora in tempo, per salvarmi e dare una mano alle altre persone di salvarmi. Perfetto, ovviamente. ma Deborah, se io non trovo la casa e ho lo sfratto, dove vado? Allora, anche ho lì, famiglia, minori. Problema la vulgata, perché purtroppo ci sono delle dicerie che girano che mi dicono io e la famiglia non mi sfratteranno mai. Oppure sì, ma ci sono minori, sì, ma ci sono disabili. Assolutamente ci sono situazioni che possono allungare un po' le tempistiche, però attenzione, prima si parlava di diritto all'abitare, io non ce l'ho da nessuna parte scritto, purtroppo. Avete capito? Il diritto che io mi trovo scritto è quello alla proprietà privata. Non che non venga riconosciuto attraverso le leggi che faccio e che penso e le strutture che metto in atto, il diritto alla casa, però è un diritto che viene scaricato in realtà anche giustamente non sul privato che affitta, ma sull'ente pubblico. Nel momento in cui i miei enti pubblici hanno problemi di debiti, non sono pianificati correttamente, addirittura ho sempre meno fondi che vengono rigirati ai comuni che, fra virgolette, mi fanno le case di comunità degli enti pubblici, perché sono quelle più vicino alla persona. E io mi trovo in una situazione in cui tutto viene scaricato sui comuni, che dovrebbero risolvere tutti quanti i problemi, e però non hanno i fondi, non hanno i mezzi, non hanno neanche la preparazione o la volontà in alcuni casi. Ci dovrebbe essere, dal mio punto di vista, proprio un ripensamento generale dall'alto, coordinato con il basso, in maniera tale che si possano avere le sensibilità di chi agisce a contatto con le persone tutti i giorni. Io non posso fare le leggi senza aver mai sentito chi mi fa sportello nei sindacati, chi accoglie le persone nei servizi sociali, chi si trova a gestire quotidianamente i problemi delle persone reali. Nel momento... Quelli che hanno problemi. Esatto, io devo partire dai problemi delle persone, non da convenienze politiche e economiche. Abbiamo Maurizio da Consello e poi andiamo da Miatello. Vai Maurizio, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, state toccando un tasto molto molto dolente. Allora, come mai, voglio dire alla signora, adesso non mi ricordo il nome, ok? Deborah Marcon, presidente Sunia. La signora Deborah, allora, come mai adesso voi mi direte che sono razzista? Io non sono razzista, però ce l'ho con gli stranieri che vengono sempre prima degli italiani anche sulle case. Come mai questa storia qua? Perché ci sono anche tanti italiani che purtroppo non possono permettersi di mantenere dei figli con tutte quelle spese che abbiamo, che cose che abbiamo sulle spalle ultimamente. Questi qua vengono qua e date tutto a loro. Basta, è ora di finire questa storia, come il motivo. Ci sono italiani che dormono anche in strada con la macchina, non so se lo sapete sta cosa. Ecco, e quelli che vengono qua
ne approfittano sulle spalle degli italiani. No signora, no, è inutile che dica di no, perché mi fate incazzare. Buona giornata. Io te l'ho anche spiegata sta roba, ma proprio non ti entra, Maurizio, non ti entra, perché non funziona così, non è vero che funziona così. Ma come faccio a spiegarlo se non ascoltate bene quello che dico? E sì che tu hai provato, io ti ho cercato anche di aiutare, dovessi sapere come funziona il sistema. Perché l'italiano, mi non va a combattere, dopo si ritrova invece che con non va a combattere, è fuori di casa e non ha neanche la possibilità di rientrare. Patrizio Miatello, poi rispondiamo al nostro Maurizio da Conselve. Ma allora, nei nostri punti dolenti 16 c'è il punto 13, che è un disegno di legge che forse tanti non capiscono, che è lo sfratto lampo. È in sostanza il nulla osta all'avvocato del creditore a fare l'atto di citazione direttamente al debitore, quindi levando via il giudice. Questo è un disegno di legge che noi abbiamo richiesto e contrastato. Questa sera c'è un grande combattente che è Alfredo Bellucco, fa un convegno questa sera a Pontelongo alle 20:30, andateci, perché da quando noi abbiamo preso questo punto siamo riusciti, forse, con un emendamento della senatrice Stefani, a dire sì, andiamo avanti con questo disegno di legge che recepisce normative europee, però vediamo se possiamo levare i consumatori. Cioè, non so se mi rendo conto, allora già adesso siamo alla follia. Se passa questo disegno di legge, e sta bene non perderci in chiacchiere, perché il Parlamento a fine legislazione può succedere che il disegno di legge va così com'è. Guardate che non ce ne sarà più per nessuno, e allora io invito tutti che quando ci sono dei problemi, oltre a telefonare, bisogna partecipare, perché io di questo 978, che è il 13° punto, cioè è sconvolgimento, e la nostra battaglia ha fatto il miracolo di un emendamento, ma non è finita la battaglia, perché se passa sta cosa qua, signori, Franco da Venezia, poi continuiamo, vai Franco. Sì, pronto? Prego. Sì, pronto, scusa, buongiorno Mirella. Buongiorno. Gli ospiti. Sta parlando ancora il signor Miatello, però non riesco. No, parla pure tu, parla. Sì, allora c'è stato da parte della signora della Sunia, non ho capito il suo nome comunque. Deborah Marcon. Ecco, buongiorno signora Deborah Marcon. Lei ha accennato al piano in a casa della legge 43 del 28 febbraio 49, legge Fanfani, e il piano Gescal del 1963 e del 1973, a cui però è seguito, appunto, al piano Fanfani è seguito il piano Gescal, scusatemi se mi ripeto, del 63 e del 1973. Allora, cos'era questo piano Gescal? Sicuramente la signora lo sa. Era un fondo, Gescal sta per gestione case e lavoratori, era un fondo destinato alla costruzione e all'assegnazione di case ai lavoratori e alle loro famiglie. Quindi veniva costituito con trattenuto di contributi aziendali e dei lavoratori per una quota a carico dei lavoratori del 0,35%. Dal primo gennaio del 1900, il rimanente lo metteva il datore di lavoro, mi sembra. Dal 1 gennaio 96 la quota versata dalle aziende è ridotta allo 0,35 dal 31 dicembre 98. Poi attualmente, magari io ho un articolo un po' datato, può essere,
i fondi GESCA sono stati aboliti nominalmente, ma in realtà continuano a essere prelevati sottovoci di imposta contenitore che accorpano parecchie voci solitarie. Oggi i fondi GESCA si chiamano CER, Comitato di Edilizia Residenziale Pubblica. Ecco, quindi naturalmente c'è il Consiglio di amministrazione e quant'altro. Quindi mi dicono, probabilmente può essere che sia adattato, no? Che lo devo leggere testualmente, altrimenti... No, se non ce la facciamo. No, guarda, dicono che ci sono, io sono tra quelli che ha fatto ricorso, in quanto non avendo una casa popolare, che mi vengano restituiti i fondi GESCA. A tal proposito c'è stata una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sentenza numero 575 del 12/10/2001 del Tribunale. Ci furono in proposito, e questo è importante, e chiudo, 2 sentenze della Corte Costituzionale che dichiararono che il non diritto al rimborso, ma bensì la illegittimità costituzionale di quelle norme di legge che avevano destinato i contributi a fini diversi da quelli originari. Quindi i fondi CER mi sembra siano presso la Cassa Depositi e Prestiti, che poi le distribuisce alle regioni. Basta Franco, se no non riesco a farti rispondere, ma sei stato chiarissimo. Vedo che Deborah ha capito molto bene, Deborah Marcon, il discorso che hai fatto, che è un discorso anche molto importante. Allora spieghiamo bene, Deborah Marcon. Allora, intanto il problema della questione GESCAL è che nel momento in cui io ho spostato dallo Stato centrale alle regioni la gestione delle case popolari, io non ho più il finanziamento dello Stato che deve andare, che era recuperato, come ha spiegato bene l'ascoltatore, non ce l'ho più. Se io vado a chiedere ad Ater quali sono i soldi a disposizione per costruire e mantenere le case popolari, loro mi dicono solo ed esclusivamente quelli degli affitti che vengono pagati. Addirittura fino all'anno scorso era Ater che doveva dare una quota parte di quello che prendeva dagli affitti alla regione. Poi se io vado a vedere nelle altre regioni, in realtà generalmente le regioni compartecipano alle spese di gestione, comunque ci sono dei fondi, degli interventi che fanno. Regione Veneto non è che prende Ater e gli dà soldi per costruire e ristrutturare case. Quindi possono esserci delle percentuali che sono state rinominate e vengono utilizzate per altro, ma quel passaggio per cui io ho dei soldi che vengono dati alla regione e poi vengono divisi tra le Ater, a me non risulta ci siano. Perciò Franco non riceverà questi soldi indietro? Di sicuro ci sono dei fondi bloccati della vecchia GESCAL, però siamo... Chi è che ha bloccato questi fondi? No, nel passaggio sono rimasti bloccati, se non ricordo. Ci sono comunque. Sì, però appunto è una questione che io devo riavere la GESCAL fondamentalmente. Il mio problema non è restituire volete una mano, svegliamo? Della GESCAL. Il mio problema è che io devo riavere un piano che mi tira fuori i soldi altrove, generalmente dallo Stato, dalla Regione, quello che è, e investa nella costruzione e ristrutturazione delle case popolari, perché nel momento in cui io ho tolto la GESCAL ho lasciato il patrimonio pubblico a mangiare se stesso, perché nel momento in cui non avevo i soldi per ristrutturare le case l'ho venduto. Fantastico. Guardate che veramente le scatole cinesi qua, però sempre cassa, fondo depositi e prestiti. Miatello, sta roba di sta cassa, quanti soldi avrà sta 4 ottobre 2026. Fermo, perché abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, poveretto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Bigliola. Buongiorno. Buongiorno professore,
buongiorno signora Marcon e buongiorno Miatello. Intanto grazie a voi perché cercate in tutti i modi di risolvere i problemi per noi cittadini. Io sono un anziano e quando sento parlare che non ci sono i soldi, essendo un anziano e la Mirella è testimone, quando ho sentito parlare del 110, Mirella sa che la telefonata è registrata, io sono quasi, non sono laureato, non sono niente, però sono un anziano e l'esperienza l'ho acquisita nel tempo. Vedo, ma qua le cose non funzionano, sono matti. Come si fa a fare il 110? Si immagini se il 110 fosse messo per il pubblico, se era solo esclusivamente fatto per il pubblico, quante case popolari avremmo messo a posto, quanta sanità, quanti ospedali avremmo messo a posto, il problema anche delle banche e tutto. Cioè, quando io vengo da una generazione, quando si andava in banca era come andare a conversare, cioè era l'impiegato, si parlava con il direttore e tutto. Adesso è un terrore, come giustamente dice Miatello. E poi Mirella, non solo il 110 che abbiamo dato i soldi a chi ne aveva già, ci sono messi la seconda, la terza, la quarta e poi non sarebbe niente quello. E quelli che hanno fatto solo le carte, che hanno portato a casa i soldi. Ecco, vede, e poi andiamo sul PNRR, per che motivo non sono stati destinati tutto esclusivamente per la sanità o per la sicurezza? Lo Stato deve garantire sanità, sicurezza e scuola, tutte le altre cose non c'entrano niente, perché li abbiamo dati ai privati? E avremo un debito, chissà quando lo pagheremo, quando i nostri nipoti lo pagheremo, a meno che non verrà un'infrazione come una volta che mio papà mi diceva sempre che aveva i soldi per comprare un campo di terra, poi si è comprato una bicicletta. Non so se andremo a finire così. Grazie ancora per tutto quello che fate, grazie professore, grazie Miatello e grazie Marco. Grazie a te Gianfranco. Professor Avruscio, è vero forse quello che ha detto lei, però io ricordo che eravamo in tanti. Avevamo gli ospedali che funzionavano benissimo, c'erano i medici, c'erano gli infermieri, c'era tutto. Io non so la politica cosa ha combinato. Io so che avevo il medico di famiglia che usciva tutte le ore, anche di notte, eravamo anche in tanti, e funzionava. Avevamo eccellenze nel privato, anche nel piccolo, eccellenze di chirurghi, ma veramente in tutti i sensi, perché nel DNA abbiamo questa creatività e ognuno è portato a fare un lavoro meraviglioso che decide di fare. Saranno diversi anni che sento privato, pubblico sempre più in sofferenza, privato. Non solo, assicurazioni, vi ricordate, dovete farvi un'assicurazione, parliamo di 30 anni fa, 20, perché la vostra pensione non vi basterà più. Professore, avevano pianificato tutto, avevano pianificato tutto. Per quale motivo? Per il business. Il paziente è diventato un business, professor Avruscio. Io, se voglio fare però il grande intervento, devo andare nel privato e nel pubblico, e il pubblico deve funzionare. Il pubblico deve funzionare perché avevamo le eccellenze, le abbiamo ancora, ma è successo il pandemonio con le università, i numeri chiusi e noi stiamo pagando le conseguenze. Ma chi paga le conseguenze? Le fragilità che non hanno i soldi per pagare, lo sapevano, professor Avruscio, e adesso ste scatole cinesi, vai qua, vai là, ti metto qua, ti metto là, e quando arrivo a casa chi mi cura? Prego professore. Grazie ancora Mirella. Allora lei è molto stimolante da questo punto di vista perché vede, lei si riferisce a un'epoca che non c'è più ed è un'epoca in cui non c'era la responsabilità della gestione dei fondi, ma non c'era questa responsabilità e lo sapevano che non c'era, però quando mancava qualcosa chiamavano Roma, dice qui manca qualcosa. Guardi che io l'ho vissuto questo periodo, perché io sono arrivato a Padova nel 1975. Io qui ho vissuto anche quando è morto Berlinguer, quando il primo trapianto di cuore a Padova, quando si parla degli interventi, ma chi è che per un intervento importante va nel privato oggi? Nel privato
vanno quando non trovi un'ecografia, quando non trovi una visita oculistica, quando non trovi... Ma noi, quando il paziente entra in ospedale ed entra, ripeto, e si salva la vita nei nostri ospedali, parlo di tutto il Veneto, non parlo solamente di Padova. Ebbene, e questo succede che invece in Francia e in altri posti come in America la gente deve pagarsi tutto e se non lo paghi devi venderti la casa. E a quei tempi, io mi ricordo benissimo che per un intervento di cardiochirurgia bisognava andare a Houston, bisognava andare in America, in quei tempi in cui c'era un ospedale ogni 3 chilometri, uno fotocopia dell'altro, in cui si mettevano a rischio i pazienti. E poi dopo, ripeto, quando io ho una famiglia e non ho i soldi da spendere, non posso dare una macchina a ogni figlio e comprarmi la Ferrari, perché dopo i miei nipoti saranno chiamati a pagare questi debiti che io ho fatto. E purtroppo quella politica è stata nefasta e oggi ne paghiamo le conseguenze. E se c'è stata una strategia in questo, quelli che avevano questa strategia sono tutti morti, perché sono passati tantissimi anni. Il mondo adesso è completamente cambiato. Oggi, una volta c'erano moltissimi bambini che giocavano per strada, non abbiamo neanche i calciatori di pallone oggi perché non c'è più chi gioca a pallone per strada. Cosa voglio dire? Che adesso invece abbiamo una popolazione sempre più anziana, sempre più bisognosa è il paziente cronico che dobbiamo salvare oggi, perché sul paziente acuto questa regione dà il suo contributo ed è eccellente, ma è il paziente cronico con tutte le tecnologie che abbiamo e quindi dobbiamo investire maggiormente sul personale, sulla presa in cura di questo paziente, non deve essere abbandonato e qui anche le nostre categorie professionali hanno la loro responsabilità, perché effettivamente ci sono tante cose che non vanno all'interno delle nostre categorie, non è soltanto una questione di politica, ma una questione culturale generale e noi dobbiamo sforzarci perché il paziente sia realmente al centro del nostro sistema. È chiaro, adesso non c'è, ma lo sforzo con le case, con quello che si sta cercando di fare è proprio questo. Però gli operatori sanitari devono essere valorizzati, perché se non sono valorizzati non ne avremo per nessuno. In primis, se poi posso, e poi dopo devo lasciarvi, vorrei intervenire anche sul discorso della casa, se mi si consente, perché sa, studiano anche tanti studenti, abbiamo un ceto medio che si sta sempre più impoverendo e questi studenti che pagano fior di quattrini, chi non ha la casa dello studente paga 700 euro, se non di più al mese e le famiglie non ce la fanno onestamente. Però per le case popolari, io sono nato orgogliosamente in una casa popolare, perché all'epoca si nasceva anche in casa e quindi conosco bene un po' questa situazione. Ma vorrei chiedere una cosa, vede, quando uno ha la casa popolare ce l'ha per un reddito, no? Ci sono dei criteri che sono stabiliti. A proposito di quel signore che parlava, diciamo che il criterio è la residenza, non è la cittadinanza, è la residenza. C'era stata una proposta una volta, perché chiaramente la casa popolare è un contributo della fiscalità generale, c'era stata una volta una proposta di dire, per gli stranieri, per quelli che, dato che chi nasce e chi vive in Italia contribuisce, almeno che la residenza sia valutata a 5 anni, no? Per dare il tempo anche di contribuire a questa fiscalità generale. Ma questo credo che non sia passato, ma è un altro argomento. Quello che voglio dire è questo. Se una persona ha un certo reddito entra in una casa popolare, però nel corso del tempo questo reddito cambia. Come è cambiato il nostro reddito, il mio mi riferisco a quello della mia famiglia, tant'è vero che poi quella casa l'abbiamo potuta comprare e quindi è uscita fuori, no? E quando la compri questi soldi vanno quindi a questo fondo che poi dopo con questi soldi magari possono costruire o ristrutturare. Ma ci sono moltissimi che abitano la casa popolare con un reddito che è completamente cambiato rispetto a prima, eppure sono ancora in affitto, mentre la casa popolare per suo concetto dovrebbe andare chi il reddito ce l'ha
costantemente basso. Basta così professore, se no non ce la faccio proprio, però è stato molto chiaro su quello che ha espresso. Io la ringrazio, so che ci deve lasciare il professore, se vuole aspettare la risposta, però prima abbiamo Paola da Padova. Vai Paola. Sì, ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Professor Avruscio, io so che lei è un po' una mosca bianca, perché qua a Padova si conoscono i medici, quindi lei è una mosca bianca in positivo, però la realtà della medicina, non solo a Padova, dappertutto, è veramente drammatica, perché francamente manca un sindacato dei pazienti, perché se ci fosse scoppierebbe il mondo. Sicuramente dal suo punto di vista lei conosce la sua realtà, ma la realtà di noi pazienti è terribile. Francamente i medici oggi come oggi, poca umanità, poca empatia, poco interesse, o rispondi al protocollo e se no ti fanno fare il giro delle 7 chiese, e tutto a pagamento, le visite cominciano dai 200, i 300, i 350 euro e 10 minuti, non di più, se rispondi al protocollo, e se no ti fanno fare il giro delle 7 chiese se li hai i soldi, e se no resti assolutamente ammalato. Purtroppo la figura del medico, difatti anche lei continuamente batte sul riconoscimento, sì, parliamo chiaro, soldi, vanno all'estero perché vogliono soldi, ma di più non è che un medico oggi prenda poco, perché siamo arrivati anche al medico viaggiatore, 3, 4, 5 ambulatori a 200, 300 euro a visita, e appunto più di 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, ma soprattutto non c'è l'amore per trovare una soluzione. O rispondi al protocollo oppure, ripeto, non se ne interessano. Veramente non è solo un mio, è una considerazione, ahimè, di troppa gente, e noi pazienti siamo veramente abbandonati a noi stessi. Per quanto riguarda l'ospedale, lei ha ragione che grazie a questi ospedali, grandi interventi, però se sei una persona conosciuta hai il primario, l'aiuto primario, la sala operatoria ad hoc. Se non sei conosciuto hai purtroppo gli studenti, che a Padova è una risorsa ma anche una piaga, e poi ti rovinano, sei rovinato a vita. E purtroppo... Grazie Paola, perché devo chiudere perché ho tanti ospiti, ho anche tempi ristretti, sei stata molto chiara, ti ringrazio. Deborah Marcon, come commentiamo quello che ha sentito? Ecco, lei che vive poi le fragilità. Io volevo solo fare una nota, sì, anche se probabilmente lo rubo al dottor Avruscio. No, ci deve lasciare, ha ascoltato solo Paola. In realtà non esistono sindacati dei pazienti, però esistono associazioni dei pazienti. E alcune lavorano molto e diritti magari, dell'ammalato, tutte queste cose esatto, qua. ma ci sono anche ammalati che partecipano alla vita associativa delle associazioni degli ammalati, e magari sono 5 ammalati da soli che devono cercare di dare risposte a tutti gli ammalati della regione, quindi anche lì partecipare, anche se uno è ammalato, le associazioni ci sono, che tra l'altro collaborano con i sindacati e il personale ospedaliero. Comunque, a parte questa parentesi, la questione degli affitti anche degli studenti è uno anche dei motivi di quello che si dice ogni tanto del blocco della scala sociale, nel senso che se io ho i soldi per riuscire a comprare in tanti casi un appartamento nella sede universitaria di mio figlio, lo posso mandare a studiare e ad avere una specializzazione. Il famoso studentato che stanno creando anche adesso. Esatto, però tanti sono costretti ad avere i genitori che gli comprano la casa, perché in affitto non c'è niente, perché gli studentati magari sono pochi, non sono sufficienti. O cari. Esatto, e quindi io mi trovo nella situazione che per far studiare mio figlio quella cosa che vuole studiare devo comprare casa, perché alternative non ne ho. Ovviamente c'è chi ha queste disponibilità, chi non le ha. Quindi le possibilità anche per chi vuole fare certe specializzazioni diminuiscono, ma anche la necessità cronica di lavoratori, non soltanto nei settori sanitari, ma anche poste, ma anche professori, personale ATA e tutto quanto.
tanti sono bloccati dal fatto che nel momento in cui io magari vinco un bando o ho la proposta che mi interessa nell'azienda che mi interessa, non trovo però la casa e quindi posso anche volerla comprare, ma devo stare un periodo lì per guardarmi in giro, alla fine dico, sai che non mi muovo. Sa Deborah cosa penso, più che vi sento, che chi ha tanti soldi ha un futuro bellissimo, ma proprio bellissimo, non c'è nessun problema. Casa, in qualsiasi sanità, basta soldi. Tu hai soldi e vedrai che non hai nessun problema. Non hai soldi? Ciao! Ciao, arrangiati i problemi tuoi, anzi mi dai anche fastidio se chiedi qualcosa. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, ragionier Miatello, voglio fare una proposta a lei. Prego. Se può prendere in mano anche i conti delle case popolari, perché vedo che lei è un mago che fa prendere i soldi a tutti e prima l'ho visto chi guardava alto guardava basso quando si parlava di queste cose, e se può prendere in mano lei, perché come ho detto al Presidente della Regione, lei è l'ultima speranza, le ho detto, al Presidente della Regione. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Miatello, prego, veloce perché devo chiudere. Parlando, mi è venuto in mente un nostro comitato, si chiama Comitato Tasca Mia, risveglio conti dormienti, risveglia Veneto, risveglia, risveglia, risveglia. GEFCAL, questi enti che, non si sa, è dal 2023 che noi scriviamo, io sono andato giù 4 volte all'INPS e all'INAIL, abbiamo trovato migliaia di conti dormienti, portato in commissione banche, INPS, INAIL non rispondono. E ci sono i soldi. Perché ci sono migliaia di conti fermi? Di questa cosa è 3 anni che ne parlo. È il punto dove è andato a finire. Perso 12 obbligo di risposta per i liquidatori della Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo trovato 334 conti. Hanno risposto in commissione che non abbiamo mai, che ci hanno risposto che non c'è niente. Poi dichiarano il falso in commissione parlamentare. Di questi punti, solo del 12 dei conti dormienti del Tasca Mia, la politica, i commissari che sono tutti senatori, svegliatevi. La GEFCAL, questi enti qua che sono stati enti dimenticati, non si capisce. Signora, lei mi ha letto nel pensiero, io certo che ci vado a guardare, e se c'è qualcosa, il primo a chiamare sarà Alberto Stefani, che è giovane, ha mentalità aperta, è una persona molto in gamba e io ho molta fiducia, non che non ne avesse nel passato, perché ognuno fa quel che può, però Stefani è giovane e io certamente che partendo dagli errori del passato Stefani e il suo staff deve cambiare a 360 gradi, perché noi possiamo tornare meglio di prima e dobbiamo tornare meglio di prima risvegliandoci. Grazie a Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara, grazie a Deborah Marcon, Presidente SUNIA, di essere stati con noi. Abbiamo salutato il professor Avruscio perché veramente doveva lasciarsi, Giampiero Avruscio, ma avete capito anche lui cosa ha detto, non è facile gestire il tutto, però noi ci siamo. E cosa dice Mirella? Svegliatevi, sveglia, Veneti. Pubblicità.
mi sento sempre come se mancasse qualcosa, perdermi poi nei dettagli della vita mi mette un po' paura. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ehi, dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te ancora, ma oramai la mia strada prende forma, devo andare da sola. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ciao cara Nadia, scusa ma non avevo sentito proprio, non era arrivato il tuo nome, comunque so che ci sei. Penso che questa canzone poi unisca anche tutto quello che abbiamo detto questa mattina. Vai Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti che non so chi siano quelli. Adesso ti dico. Ascolta, niente, allora questa mattina è stato parlato di soldi, tanti soldi. Ieri ho letto sul telefono il signor Brunetta, che è veneto, Parlamento, l'anno scorso è in commissione del CNEL, che non so neanche cosa sia questo CNEL, e 215.000 euro di stipendio 2025. Allora, cosa parliamo di soldi e soldi? Per loro, e non è solo Brunetta, perché ci saranno tanti Brunetta con quel stipendio. Ma non si vergognano che c'è gente che vive con 500 euro al mese. Dovrebbero loro, di volontà sua, di lavorare anche gratuitamente per un anno, che vivono lo stesso. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia. Infatti il CNEL si occupa di lavoro, Centro Nazionale del Lavoro, delle politiche del lavoro, pensa a te. È veramente quello che indegna i cittadini anche questo. Presento subito la graditissima ospite che è Paola Manzan, che è un'insegnante. Abbiamo parlato di giovani, di diversamente giovani. Io con Paola Manzan, anche con questo bellissimo video e canzone, fa capire quanta solitudine c'è in tutte le parti. Il problema è, come dice Nadia, che se hai tanti soldi puoi fare quello che vuoi, puoi anche prenderti la laurea, in qualche modo arriva la laurea, sì, arriva la laurea. Vorrei vedere quante lauree vere ci sono e soprattutto invece l'importanza di investire sui giovani con la scuola. Ecco, spieghiamo anche di cosa si occupa Paola Manzan, prego. Allora, io sono fondamentalmente, a parte un'insegnante, la referente di un progetto educativo che è nato 5 anni fa, che ha lo scopo di portare avanti e accompagnare quelle famiglie che hanno deciso di intraprendere un percorso di istruzione parentale. La nostra Costituzione permette ovviamente obbliga i genitori a istruire i propri figli, ma nella modalità in realtà che preferiscono. Quindi l'istruzione parentale è qualcosa che esula dall'istruzione pubblica ordinaria,
ma che non si discosta, perché bisogna fare un po' di, siccome c'è un po' di ignoranza su questo argomento da un lato, dall'altro un po' di paura perché faccio una cosa diversa rispetto a, ma in realtà semplicemente la famiglia decide che invece di far frequentare il proprio figlio una scuola pubblica o una scuola paritaria, lo educa lui, e allora si parla di homeschooling, oppure si appoggia a delle strutture, nel nostro caso siamo un'associazione, che appunto dà il supporto per formare questi bambini, questi ragazzi. Quindi fondamentalmente faccio questo, oltre che insegnare ai ragazzi stessi. Quindi investimento, tornando al discorso che hai fatto Mirella, sì, c'è bisogno di investire nei giovani in generale, non solo economicamente, chiaro, perché sì, certo, c'è bisogno di strutture fatte in una determinata maniera, per carità, però c'è bisogno di investire su di loro per dare a loro un senso di quello che stanno facendo, no? Cosa dicono questi ragazzi, Paola? Allora, i ragazzi con cui ho a che fare io li reputo sempre fortunati, perché hanno potuto fare un percorso diverso che gli ha permesso di ritrovarsi, perché io credo che il problema fondamentale oggi sia proprio questo: i ragazzi sono persi e stanno cercando di attirare l'attenzione con comportamenti discutibili sicuramente in certi casi, se ci riferiamo a quello che sentiamo ormai quotidianamente dalla cronaca, ma è una ricerca di attenzione. È chiaro che in un progetto come il nostro, che è piccolo, nel senso che siamo in pochi e quindi ogni qualità può emergere proprio perché c'è un'attenzione particolare all'individuo, abbiamo già, no, il salto l'abbiamo fatto, il ragazzo può manifestare quello che è. In una situazione di appiattimento, omogeneità, ma l'ho detto ancora, io non ci ho lavorato nella scuola pubblica, probabilmente ci ritornerò proprio perché vorrei portare qualcosa di diverso, se potrò. Quindi non è assolutamente un giudizio, una critica, però è chiaro che l'appiattimento, l'omologazione non fa parte solo della scuola ormai, fa parte della società, fa parte della vita quotidiana, e quindi quando tu vieni appiattito, schiacciato, omologato, reso uguale a tutti gli altri, hai bisogno di attenzione e di far vedere chi sei. Tanto è vero che molti studenti, io anche ne ho intervistato qualcuno, hanno detto che vorrebbero una scuola diversa, che li intrigasse di più. Esatto. Dove vogliono essere intrigati i ragazzi? Su quali cose gli interessa? Ma secondo me hanno bisogno di essere portati via fisicamente da quello che stanno facendo adesso sempre. Cioè, loro sono ormai dentro un sistema che è fatto di device, di cellulari, di TikTok, di Instagram, punto, e sono lì. Hanno bisogno di tornare a quella che è la natura, cioè noi stiamo trasformando l'essere umano in qualcosa di innaturale. Un robot. Okay? Un robot. Infatti ormai ci stanno sostituendo in tante mansioni con i robot, no? Ce lo stanno dicendo, questi siete, questi dovete diventare. I ragazzi, i bambini devono tornare nella natura. Infatti, come ti raccontavo prima, noi stiamo facendo un cambio importante, stiamo ritornando in realtà a quello che era inizialmente l'idea del progetto, perché avevamo cominciato così, in mezzo alla natura, e da settembre torniamo in mezzo alla natura. Spieghiamo la tua scuola in cosa consiste. Allora sì, ci siamo dati la forma dell'associazione perché è quella, insomma, più corretta in questi ambiti. Riconosciuta? Non riconosciuta, siamo un'associazione culturale, una normalissima associazione culturale. Noi diamo appunto supporto, quindi noi funzioniamo come una scuola in realtà. Abbiamo tutti i giorni lezione, 8:30, 13, un rientro. Seguiamo assolutamente i programmi ministeriali. Perché? Perché a ogni anno i ragazzi sostengono un esame di idoneità per dimostrare che sono preparati, li sostengono
possono sostenere in scuola pubblica. Quest'anno abbiamo avuto dei ragazzi che sono voi andati... li preparate, poi loro vanno a fare sostenere l'esame nella scuola perché pubblica. Così nel momento in cui si decidesse di rientrare nella pubblica, rientrare in una paritaria, loro sono a posto. E se sei sono in preparato regola. ti rilasciano il diploma. Assolutamente, fanno questo esamino, è chiaro che si basano sulla nostra valutazione, cioè siamo noi che li accompagniamo tutto l'anno, quindi la scuola chiede a noi. Non è che vanno là così, aiuto, no? Mentre la famiglia nel bosco, spiegalo velocemente, era un altro tipo La di famiglia scuola, del quella bosco, che faceva la mamma. Esatto, quella è homeschooling, cioè lì non c'è un appoggio, una struttura. Il genitore decide di fare scuola a casa e di istruire da sé il proprio figlio. Io, per quanto possa essere, io conosco molte persone che hanno fatto questa scelta, per quanto possa essere una scelta correttissima, non giudicabile, io non, ripeto, ha solo un piccolo svantaggio, che è quello di isolare, cioè i bambini, i ragazzi, l'essere umano, gli esseri viventi, hanno bisogno di stare con i propri simili. E rinchiuderli in casa, isolarli, per quanto possa essere piacevole il posto, perché la natura, bosco appunto, bellissimo, ma il rapporto con gli altri non c'è più, il confronto con gli altri non c'è più e se non ti confronti non cresci. Punto. Ma secondo te non sarebbe il caso di lavorare più sulla famiglia che invece di togliere i bambini e cercarli di inserirli in un contesto diverso, culturale, anche scolastico, senza subire tutti quei drammi che abbiamo visto? Assolutamente. No, beh, ma io sono stata già qua una volta, abbiamo affrontato questo discorso. Credo che in assoluto l'errore più grave sia quello di sradicare i figli dalla propria famiglia. La famiglia va accompagnata, spesso c'è ignoranza, spesso c'è essere convinti che quello che si fa è corretto e tutto il mondo fuori è cattivo ed è lì per, no, per farmi del male. No, bisogna accompagnare le famiglie a questi percorsi, aprire delle strade e per carità, cioè, ma portar via no, cioè, su questo non discuto nemmeno, è l'errore più grave che si possa fare. Come ci saluti Paola? Con quale messaggio? Allora, vi saluto dicendo che io continuo ad avere una visione positiva, che credo nei ragazzi, che credo nei progetti come il nostro. Vi dico anche che si chiama l'11° passo, così faccio un po' di pubblicità se magari qualcuno vorrà contattarci e provare a vedere, a fare un'esperienza diversa. E si può cambiare. E soprattutto credere in questi ragazzi, cosa dici Paola? Assolutamente, perché loro sono lì per questo, dobbiamo noi dare a loro la spinta e la voglia di andare avanti e di farsi vedere. Grazie a Paola Manzà, è stato poco con noi ma la ritroveremo, a settembre inizieremo anche a vedere questo percorso di Paola, molto bello veramente, vedremo anche le immagini. Grazie veramente Paola, buone vacanze che te le meriti, grazie anche a voi, adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, siamo nella prima periferia di Mestre e stiamo aspettando una persona, ci sta venendo incontro, andiamo. Ciao Elisa, ciao carissima, siamo arrivata. Ciao. Ciao. Allora, io ho portato anche un po' di roba perché siamo a Pasqua e perciò ti ho portato anche un po' di roba, andiamo a prenderla Elisa. Ecco qua Elisa. Tanto un po' di roba, adesso ti aiuto, grazie. Aspetta. Ecco. Permesso, stiamo entrando in casa di Elisa che adesso vi presenterò. Allora Elisa mi ha chiamato, Elisa era molto provata, Elisa è sposata, però cosa succede nella sua vita? Niente, io sono sposata con Diego e è circa 8 anni che Diego si è ammalato di questa malattia che purtroppo qui in Italia non è riconosciuta. Che si chiama Elisa? Si chiama CFSME, cioè sindrome da fatica cronica oppure encefalomielite mialgica, il nome più appropriato diciamo. E che è una malattia rara? È
È una malattia rara, non più di tanto, perché ce ne sono tantissimi casi in Italia e anche all'estero. Il problema è che non è riconosciuta perché non ci sono dei marcatori che ti possano far vedere che esiste, che nel sangue tu ce l'hai. In parole povere, ecco. In più c'è una bambina? Sì, in più abbiamo una bambina di 9 anni e diciamo che non è molto semplice la situazione, ecco. Ha una pensione, come vivete? Allora, noi abbiamo lottato tantissimo per avere l'invalidità civile e adesso sono 2 anni che percepiamo l'invalidità, sempre a revisione, nel senso che ogni tot loro ci chiamano a revisione. Di quando ci parla di questa invalidità, Elisa? Noi adesso abbiamo il 100%. Perfetto. Sì. Però non è una cosa, diciamo, fissa, nel senso che comunque abbiamo la revisione da passare, ogni volta ci mandano da specialisti per poter documentare, diagnosticare esatto, quindi sono tantissimi soldi sia di medicine che anche di specialisti vari ed è una situazione abbastanza importante. Mi hai detto, io sono andata da questo specialista, ho fatto questa richiesta, vorrei provare questo farmaco per mio marito, per Diego, e cosa ti ha risposto? Lo specialista mi ha detto: io non posso darle questo farmaco perché Diego non ha questa malattia, non ha l'HIV e quindi il farmaco è solo per i pazienti che hanno questa malattia. Io vorrei capire se questo è vero, perché quante volte prendiamo dei farmaci che non sono per quella malattia, però diciamo, lo prendiamo e vediamo cosa succede. Esatto. Ecco. Anche perché, tra virgolette, purtroppo lui fa da cavia. Ha delle controindicazioni, degli effetti collaterali che magari possono creare problemi a Diego, secondo te? Sai qualcosa? No, bisogna solamente tenere sotto controllo i reni, ok? Una volta ogni 3 mesi fare gli esami del sangue per vedere, ma tutti i farmaci comunque danno problematiche ai reni dopo tanto che li prendi, tanto che Diego fa uso di morfina tutti i giorni. Lui è 8 anni che fa uso di morfina, fa uso di antidolorifici oltre alla morfina e logicamente bisogna tenerlo sotto controllo perché fanno bene da una parte ma fanno male dall'altra. Elisa, tu mi hai detto mio marito è proprio chiuso in cella qui dentro da 8 anni perché loro hanno preso questo appartamento che è anche bello, ma è al 3° piano con delle scale ripide e non ha l'ascensore. Ma chi poteva immaginare una tragedia del genere? Perché di tragedia si parla. Assolutamente. E adesso Elisa ha messo in vendita anche l'appartamento, ma non è facile vendere in questo momento, anche perché sono di prezzi anche molto bassi. Adesso bisogna stare molto attenti perché i speculatori ci sono dappertutto. Però Elisa fa anche questa richiesta: aiutate il mio Diego. Assolutamente sì, anche perché Diego è qui chiuso da 8 anni, è come fosse agli arresti domiciliari, anzi molto peggio, ok? Perché lui appunto fa fatica anche solo a fare le scale. Andiamo a salutare Diego. Prego, facci da cicerone nella tua casa. Ciao Diego, ecco qua, parliamo piano. Ciao. Perché Diego ha problemi quando si parla forte, per lui è come un martello pneumatico che entra dentro. Allora vuoi stare in piedi? Dove vuoi che andiamo, Diego? Preferisco magari sedermi, che sono più tranquillo. Vuoi sederti qui, Diego? Io penso di sì, guarda che forse... Quanti anni hai, Diego? Allora, io ne faccio 50 a dicembre. Diego fa 50 anni a dicembre. Da diversi anni hai questa malattia che ti sta creando problemi di più, di movimento, di memoria, un po' di tutto, ed è una situazione veramente incredibile. Cos'è che chiederesti, Diego? Dunque, io chiederei innanzitutto diciamo che da parte dei medici di essere più comprensivi, nel senso che devono capire di più questa malattia, perché quando si trovano davanti a un paziente che ha questa malattia qua, molte volte praticamente dicono che è un problema mentale, che non è una propria vera malattia, ma è un fattore psicologico, e questo è uno dei grandissimi problemi che c'è tra noi e i medici. Gli specialisti di questa malattia ce ne sono pochi e in Italia è seguita pochissimo,
Diciamo che i maggiori centri dove viene studiata questa malattia sono all'estero. Dove? Ma in America, in Nord America, in Canada. Esatto, So che la studiano parecchio. E poi in Germania forse mi sembra c'era. Comunque diciamo che è una malattia conosciuta. Conosciuta in tutta Europa e anche nelle Americhe. Però non so il motivo in Italia. Non si sa, non vogliono riconoscerla come malattia. Io questo appello, io ho proprio sentito da Diego, spero che qualcuno lo capisca, lo senta, che si faccia qualcosa per questi ammalati, che diventano degli ammalati con problemi enormi, non solo per loro ma per tutta la famiglia, perché veramente è un problema anche per la figlia, perché deve crescere in un ambiente sano, non vedere i genitori proprio depressi. Ecco, e tu Elisa, cosa vuoi dire? Far capire che ci sono anche bambini che soffrono di questa patologia e devono riuscire a riconoscerla. Non è possibile, anche perché sì, Diego adesso ha l'invalidità al 100%, però per riuscire ad arrivare a questo abbiamo combattuto anni di umiliazioni davanti a medici dell'invalidità che ti deridono quasi, ecco. Non è che e bambini che ne soffrono, che non hanno più voglia di giocare, non hanno più voglia di alzarsi dal letto. Non è una cosa normale, non può essere solo psicologica. Io volevo dire un'altra cosa importantissima, è che all'estero esiste un farmaco che ha risolto quasi tutti i problemi ad alcuni malati di questa malattia, solo che in Italia si fa moltissima fatica ad averlo, prima di tutto perché sono proprio i dottori, diciamo, a non divulgare la notizia di questo farmaco e la stessa sanità a impedire che il farmaco arrivi in Italia a prezzi ragionevoli. Lo trovi, ma lo trovi a 140 euro a scatola qua in Italia, mentre all'estero lo puoi comprare tranquillamente a 40 euro. Questa è un'accusa molto grave che sta dicendo, perché pensate che costi diversi ci sono. Allora, vuoi fare un appello al governatore Luca Zaia o vuoi fare un appello al governo, questo nuovo governo Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Io ho molta fiducia in questo nuovo governo e lo appoggio tantissimo. Chiedo di essere un attimo più decisi sulla situazione sanitaria e fare in modo che ci siano persone più competenti, meno coinvolte con le società farmaceutiche a vari livelli, e dottori più umani che capiscano di più la situazione e che siano più consapevoli della malattia e che ordinano i farmaci giusti, perché esistono i farmaci per questa malattia, esistono, ma ci sono troppi interessi, troppi. Un'altra cosa che io volevo sapere, che lavoro facevi prima di questa malattia? Io facevo la guardia giurato. Perciò tu stavi bene, avevi una bella famiglia. Ho sempre lavorato tranquillamente, mi ero appena comprato la casa, pagavamo il mutuo, eravamo una coppia normale. Malissimo. Ho sempre lavorato, ho sempre pagato le tasse, Lui faceva la guardia giurata, faceva 8-9 ore al giorno, era parecchio sotto stress perché fare la guardia non è un lavoro, però lui ha sempre lavorato, persone normalissime. Cioè, tutto ad un tratto è crollato così. È crollato, è arrivata sta mannaia. Esatto, sta mannaia. Allora, Elisa, intanto io ti faccio i complimenti perché vedo con quanto amore e come lo stai sostenendo questo uomo e vedo veramente complimenti perché siete una coppia veramente eccezionale, che anzi la malattia forse avvicina di più delle volte, bisogna capire di cosa stiamo parlando per capire l'amore in quel momento che esce quando vuoi veramente bene una persona e non la lasci. Secondo, allora io ho pensato una cosa, siccome Diego ha detto che ha bisogno di farmaci, noi ti diamo questo assegno, ecco, perché è giusto
perché Diego va aiutato assolutamente. Ecco, questo permetterà a Diego di prendere questi farmaci. Quando avete bisogno noi ci saremo sempre, perché è una cosa a parte. Non commuoverti, Diego, non piangere, dobbiamo combattere, lottare, siamo uniti, dobbiamo farcela, qualcosa dovrà più muoversi, perché così è impossibile. Io ho avuto altri problemi appunto di persone che dovevano prendere questi integratori che costano cifre altissime e non ce la fate, perché un assieme di cose, anche se avete l'accompagnatoria, ma non basta. Perciò non ti commuovere, non piangere, ringrazia solo la grande famiglia che vi vuole bene. Certo. Grazie. Cosa vuoi dire? Grazie. Posso dire altro? Per noi è più che sufficiente. Adesso però devi dare un bel bacio a questo uomo, Elisa, dai, al tuo Diego. Allora, non me li fa mancare. Guai a chi me lo tocca. E con queste bellissime parole, anche questa settimana noi vi diciamo grazie, perché capite dove arrivano i vostri soldi, i vostri contributi che ci date. Ciao e vedremo cosa succederà la prossima settimana.